Sono le 12 in punto, buongiorno, ben ritrovati in diretta in questo venerdì che si annuncia un'altra giornata importante per il futuro del Paese, perché è riunita la cabina di regia presieduta dal Premier Draghi, che inizierà a ragionare sulle future riaperture da maggio. Da definire naturalmente le date per la ripartenza, in che modo si riaprirà, probabilmente anche in modo diversificato da regione a regione. Ieri un primo passo al mattino con l'incontro con la conferenza delle regioni, che hanno definito la bozza delle linee guida per le riaperture, bozza che poi è stata presentata al governo nel pomeriggio nella conferenza Stato-Regioni. È stato raggiunto un accordo tra esecutivo e governatori, bisogna però che l'ultima parola arrivi dal governo. Che cosa prevedono queste linee guida? Una serie di protocolli a partire dai ristoranti, con naturalmente le distanze diverse se si sarà all'aperto o al chiuso, e poi la misurazione della temperatura, e ancora preferibile la prenotazione e anche l'invito a conservare per almeno 2 settimane circa la lista dei clienti per facilitare un eventuale contact tracing laddove vi siano dei positivi. E poi altri protocolli, altre linee guida per i bar, e poi per cinema, teatri, per spettacoli all'aperto. Gli ultimi settori che dovrebbero riaprire potrebbero essere le palestre. Questo per la meno da quanto si è appreso dopo l'incontro appunto del pomeriggio tra Stato e regioni. Naturalmente si parla di regioni virtuose, ovvero che le prime riaperture dei ristoranti, almeno inizialmente a pranzo, questo perlomeno sarebbe l'indicazione che arriverebbe dal governo, anche se le regioni e la Lega all'interno della maggioranza spingono per delle riaperture più forzate. Le riaperture appunto dei ristoranti potrebbe avvenire in primis per le regioni cosiddette virtuosi. Perché? Perché le regioni chiedono che tra i parametri presi in considerazione venga inserito anche la percentuale di cittadini anziani vaccinati. Quindi questo potrebbe essere un input in più per valutare in quali regioni ripartire. Questo insomma il quadro. Poi sempre ieri il governo ha approvato anche lo scostamento di bilancio da 40 miliardi che saranno in parte investiti nel cosiddetto decreto sostegni bis, che da quanto si apprende dovrebbe tener conto delle effettive, delle reali perdite subite dalle attività economiche a causa delle chiusure, delle misure restrittive per combattere la pandemia. Il quadro è questo. Naturalmente si attende nel corso della giornata ulteriori dettagli, soprattutto le date, perché questo che interessa in questo momento le attività economiche, commerciali, ristoranti, bar, che sappiamo essere maggiormente penalizzati, ma anche tutto il mondo della cultura, e senza dimenticare poi quello dello sport, delle palestre e delle piscine per l'appunto. Nel frattempo, in questi mesi, il governo ha messo in campo una serie di misure, di bonus, di indennizi per andare incontro a quelle categorie, a quelle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla crisi legata al Covid. Allora cerchiamo di fare un po' il punto, di dare anche qualche proprio informazione di servizio sulle scadenze e sulle novità introdotte dalle nuove normative, insieme al direttore dell'INPS del Veneto, Antonio Pone. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori. Grazie per essere con noi, perché è fondamentale dare alcune informazioni proprio tecniche anche ai nostri cittadini. Allora iniziamo da quello che è probabilmente il punto dolente di questa fase, da quello dell'occupazione, partendo proprio dalla cassa integrazione, per capire un po' le novità della normativa e poi anche un quadro di quelle che sono le richieste arrivate nella nostra regione. Allora, possiamo dire alcune cose. Il decreto sostegni prevede una serie di interventi, come dicevate poco fa, si va verso una progressiva riapertura, ma nel frattempo occorre gestire la situazione attuale e sostenere i redditi di chi è colpito dalla pandemia. Cassa integrazione perciò è stata prorogata con il decreto sostegni
con una modalità selettiva e distinta tra cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione per intenderci che chiedono le aziende del manifatturiero, rispetto a FIS, Fondo di Solidarietà, e cassa integrazione in deroga, cioè gli ammortizzatori chiesti dalle aziende più colpite e anche in prospettiva che faranno più fatica a ripartire. Penso al turismo, agli alberghi, le piccole aziende non coperte dall'assegno ordinario. Per queste ultime la proroga è più lunga sul piano temporale, dal 1° aprile fino sostanzialmente alla fine dell'anno, e per un numero di settimane complessivo pari a 40, il decreto sostegni fa una proroga di 28 settimane, contro le 13 invece per le aziende che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria. Quindi cosa significa? Significa che il legislatore ha distinto tra chi potrà uscire a prospettive di uscita abbastanza a breve e chi invece probabilmente vedrà il 2021 comunque come un anno da gestire faticosamente, no? E quindi inizia ad esserci una selettività degli interventi. Le domande sono sostanzialmente con un flusso di pervenuto costante settimanale complessivo attorno alle 6.000 unità, che però è calato nelle ultime due settimane. E anche questo lo possiamo interpretare come un segnale relativamente positivo. Ci aspettavamo una maggiore espansione delle domande a valle del decreto sostegno. C'è una importante novità sulla modalità di lavorazione, nel senso che ci sarà un nuovo flusso di dati tra aziende e INPS che consentirà alle aziende di mandare contestualmente alla domanda e non dopo l'autorizzazione della domanda i dati retributivi per fare il pagamento diretto ai lavoratori. Questo sicuramente elimina una fase e anticipa i tempi dei pagamenti diretti. Questo è un elemento che andrà poi a vantaggio dei lavoratori. Sotto il profilo poi dell'andamento delle lavorazioni siamo in Veneto in situazione di sostanziale correntezza, non ci sono giacenze se non relative alle domande pervenute nella settimana precedente, cioè è il tempo di lavorazione necessario. Questo grafico esprime molto bene l'andamento del pervenuto. Come vedete c'è stato un picco di domande attorno a febbraio, ma complessivamente c'è una soglia piuttosto stabilizzata, che appunto dicevo prima è circa 6.000 domande complessivamente, che nell'ultimo periodo è ridotta. Vedete, un po' tutti gli ammortizzatori hanno fatto registrare un calo proprio nell'ultima settimana. Speriamo che questo possa essere un elemento che ci aiuta in prospettiva come segnale positivo di ripresa dell'attività. Allora, abbiamo la stagione estiva alle porte, nelle bozze, nelle linee guida per le riaperture si è parlato anche di stabilimenti balneari, quindi di tutto il mondo del turismo, che sappiamo che insieme a tanti altri settori sono quelli che più hanno pagato il prezzo delle chiusure. Quindi per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, altra realtà che in Veneto ha un peso significativo ma che ha sofferto tantissimo, lo abbiamo sentito anche proprio per queste festività pasquali, c'è stato un calo rispetto agli altri anni pesante per queste realtà, e poi per i lavoratori dello spettacolo, gli incaricati alle vendite, per questi è prevista un'indennità Covid, la conosciuta indennità Covid da 2.400 euro. Per questa che cosa prevede la normativa e anche in questo caso qual è la situazione, direttore? Allora, qui possiamo fare davvero informazioni di servizio a vantaggio degli ascoltatori, perché c'è una scadenza che è per fine mese. Allora, gli interventi sono di questa natura. Allora, le categorie che lei correttamente ha citato sono interessate da un'indennità onnicomprensiva che non vale poi ai fini fiscali, quindi è detassata, cioè non sconta nemmeno imposizione fiscale, ma nemmeno peserà poi sulle successive denunce dei redditi, quindi di fatto un bonus a tutti gli effetti, che appunto è onnicomprensivo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ed è erogato secondo un sistema che ha queste caratteristiche. Queste categorie, se avevano avuto accesso al bonus, all'indennità prevista dal cosiddetto decreto ristori, decreto legge 137, non devono fare domanda. E dirò di più, le abbiamo già pagate, nel senso che a meno di 2 settimane
dall'entrata in vigore del decreto sostegni sono state pagate in automatico senza la necessità di una domanda da parte dell'istituto. In Veneto il numero complessivo di queste persone è pari a 22.779 soggetti che hanno già ricevuto in automatico il bonus. Chi invece non aveva ricevuto il pagamento, cioè non aveva chiesto, quindi non aveva beneficiato della possibilità di avere l'indennità prevista dal decreto ristori, decreto legge 137, e appartiene alle categorie che lei ha citato, può chiedere, in questo caso non avviene un'erogazione in automatico, può chiedere l'indennità onnicomprensiva da 2.400 euro. La richiesta si fa dal portale. Il format per fare la domanda sarà accessibile dalla prossima settimana e la scadenza entro il quale presentarla è il 30 di aprile. Quindi queste categorie, a partire dalla prossima settimana, entrando nel sito, possono chiedere l'indennità onnicomprensiva e la scadenza per farlo è il 30 aprile. Sui tempi di pagamento posso già rassicurare che saranno praticamente immediati, nel senso che nel giro di pochi giorni dal momento in cui faranno la domanda riceveranno poi in conto corrente l'accredito, naturalmente se la domanda è corretta, se l'IBAN è corretto, se come in questi casi ci sono tutti gli elementi per pagare. Direttore, lei ci ha inviato un consuntivo, diciamo, di quelli che sono stati i pagamenti. Vediamo se è possibile metterli in grafica, anche se probabilmente non sarà difficile leggerli perché sono tanti numeri. Però scorrendo mi salta un po' all'occhio la cifra, il totale per quanto riguarda la provincia di Venezia, un numero importante, ecco. Va letto in chiave Venezia in quanto città turistica, in quanto città che ha questa vocazione verso un mondo della cultura, del turismo, e questa è la fotografia della sofferenza della città di Venezia. È una lettura corretta? Mi dica lei, direttore, se sto sbagliando analisi di questo dato che salta naturalmente all'occhio rispetto ad altri comunque importanti ma sicuramente più bassi, anche se si avvicina un po' Verona, altra città naturalmente a vocazione turistica. Assolutamente corretta l'analisi, non a caso anche lo scorso anno erano proprio le province di Venezia in primis e di Verona in secondo luogo a far registrare il maggior volume di richieste, in particolare nell'ambito proprio delle persone che appartenevano ai lavoratori del turismo e dello spettacolo, che sono presenti in maggiore misura sia in quanto città d'arte, sia in quanto sedi di importanti enti teatrali, e quindi di fatto c'è un'economia che in queste città è maggiormente caratterizzante e che sta soffrendo, e non a caso poi si riverbera e si riversa in un maggiore volume di richieste di bonus. Tanto per far capire ai nostri telespettatori, a Venezia leggo 19.075.200 euro e a Verona 13.728.000 euro. Insomma, per capire, paragonando ad un'altra provincia che può essere quella di Treviso, che è a 5.515.000, Padova 6.033.600 euro. Quindi insomma capiamo bene la differenza di peso che hanno avuto queste richieste. Assolutamente. E quindi insomma anche da qui per capire il dramma che la città di Venezia ma anche quella di Verona stanno vivendo, e sappiamo bene quanto la ripartenza per queste realtà sia fondamentale. Si sta discutendo anche a livello nazionale proprio della riapertura anche degli spostamenti tra regioni per favorire il turismo, e anche in questo senso manca una data precisa per consentire questo. Altro punto riguarda il reddito di emergenza, che è un'altra misura che il governo Draghi ha voluto mantenere proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Novità e situazioni. Con lei, direttore. Allora, anche qui possiamo fare informazione di servizio perché c'è una scadenza ormai prossima. Allora, il reddito di emergenza, sappiamo, è un intervento assolutamente di contrasto alla povertà, quindi è un intervento di ultima istanza. Anche rispetto al reddito di cittadinanza, che prevede, diciamo, degli obblighi da parte di chi li riceve, nel senso di doversi impegnare a un percorso di reinserimento all'interno dell'economia, della società e in attività attiva, il reddito di emergenza invece è proprio un'erogazione di ultima istanza. E qui c'è l'importante novità di 3 mensilità ulteriori relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021,
che possono essere richieste da chi ne ha diritto. La scadenza per fare domanda è il 30 di aprile, quindi anche in questo caso adesso siamo sostanzialmente alla metà del mese, le domande possono già essere effettuate, il portale è già aperto e ci sono circa 2 settimane di tempo. Attualmente sono già state presentate un buon numero di domande, nel senso che nei primi 7 giorni scarsi, dal 7 al 14 aprile, in cui si poteva fare domanda, in Veneto sono già state presentate oltre 5.000 domande, in particolare 5.225, ma ovviamente mano a mano che ci avvicineremo alla scadenza il dato aumenterà notevolmente. Gli importi mensili sono compresi a seconda delle situazioni tra un minimo di 400 euro e un massimo di circa 840 euro. Quando è previsto, diciamo, la persona, il nucleo familiare è in locazione, c'è un surplus dedicato al supporto anche al finanziamento dell'affitto di casa e quindi gli importi lievitano ulteriormente. E l'anno scorso questo è stato un prodotto nuovo e gettonato molto anche in Veneto, molto di più ovviamente in altre regioni del territorio nazionale, ma in Veneto ha fatto registrare 50.422 domande, quindi comunque una cifra abbastanza significativa. Eccola qui, infatti la grafica purtroppo non è abbastanza, comunque il dato è, come ha detto il direttore, 50.442 domande, e anche qui sarò ripetitiva ma balza all'occhio, sempre dati elevati per quanto riguarda ancora una volta le province di Venezia e Verona, rispettivamente con 11.232 Venezia e 10.575 Verona, e quelle che registrano appunto un dato elevato. Anche qui qual è? Spiegazione diversa. Esatto. Tecnicamente diversa, diciamo che Venezia da sempre, pur non essendo la provincia più popolosa del Veneto, sono altre, ma per esempio anche per quanto riguarda le domande di invalidità civile, in generale tutto ciò che è sostegno al reddito e sostegno alla non autosufficienza fa registrare da sempre i valori maggiori in senso relativo tra le province. Evidentemente la struttura economica di Venezia risente un po' probabilmente di aspetti legati all'invecchiamento, all'età, ma anche a un'economia che ha caratteristiche diverse rispetto ad esempio alle province di Treviso, di Padova e di Vicenza. E adesso veniamo ai bonus messi a disposizione delle famiglie per la gestione dei figli. Ora probabilmente me lo dica lei, però magari questa situazione di ritorno comunque, almeno in Veneto, alla normalità dal punto di vista scolastico, salvo per i più grandi, per i ragazzi delle superiori, ma che si riescono a gestire da soli, immaginiamo che con la zona rossa e quindi con i figli a casa ci sia stato particolari richieste per il cosiddetto bonus babysitter, che io ricordo per la prima fase si poteva anche così chiedere anche per i nonni, per gli zii. Rimane così? È rimasto così o la normativa è stata modificata in tal senso? Allora è stata modificata nel senso che adesso non ci può essere un rapporto di parentela fino al 3° grado, prevede il decreto sostegni. Il bonus babysitting è in particolare il tipo di bonus, anzi facciamo un passo indietro, qui stiamo nell'ambito del sostegno ai genitori che devono assistere i figli che sono a casa o per DAD o per quarantena o perché positivi ai sistemi, no? Il sostegno si divide in 2 tipologie. Il lavoro dipendente accede al cosiddetto congedo Covid, che è un'alternativa al congedo parentale. Il lavoratore autonomo, in particolare gli iscritti alla gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti alle casse dell'istituto, ma anche lavoratori autonomi iscritti a casse professionali autonome e distinte dall'INPS, accedono al bonus babysitting, e al bonus babysitting possono accedere anche i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e gli addetti del settore sanitario, in alternativa ovviamente devono fare una scelta rispetto al congedo Covid, il congedo diciamo così invece previsto per i dipendenti. È un congedo sicuramente importante. Abbiamo fatto la parte finale del 2020 in realtà senza una copertura di un sostegno di questo tipo. È stato un problema questo, nel senso che le famiglie si sono trovate particolarmente in difficoltà perché hanno dovuto spesso prendere ferie per coprire questi periodi in cui i figli erano a casa da scuola. L'intervento del legislatore per quanto riguarda il bonus
è un intervento che già sta facendo registrare domande, nel senso, come giustamente rilevava, complessivamente abbiamo ricevuto 2.517 domande di bonus babysitting, ma è ancora presto per fare, come dire, una somma, perché c'è tempo sostanzialmente fino al 30 settembre per comunicare sulla piattaforma Libretto Famiglia il fatto di aver appunto gestito queste prestazioni, e in generale appunto qui il meccanismo di erogazione passa attraverso, come dire, un caricamento di un libretto che si chiama appunto Libretto Famiglia, che serve poi per pagare le prestazioni al babysitter, diciamo alla persona che materialmente ha erogato l'attività. Diverso è invece per quanto riguarda i congedi cosiddetti Covid. La differenza è importante per i genitori, perché un normale congedo parentale viene remunerato al 30% della retribuzione. Il congedo Covid ha una remunerazione più elevata, quindi pari al 50% della retribuzione, e quindi il legislatore ha previsto un meccanismo di questo tipo. È possibile fare domanda di congedi facendola direttamente al proprio datore di lavoro, in attesa che siano pronte le procedure per farla direttamente nel sito, a partire dal 13 marzo 2021. Direttore, io la devo fermare un attimo perché ho la pubblicità tassativa. Le chiedo di stare in attesa 3 minuti e poi ritorniamo per completare, perché è molto importante anche capire le categorie interessate. A tra pochissimo, torniamo in diretta tra poco. Pubblicità. Rieccoci in diretta, vi ricordo naturalmente alle 12:30 il consueto punto stampa del Presidente Zaia per capire anche la posizione delle regioni e che cosa il governo ha detto in merito alle riaperture, ma stavamo parlando con il direttore dell'INPS del Veneto, Antonio Pone, del bonus babysitting in parallelo con i congedi Covid. Prego direttore, l'ho interrotta, ma era importante quello che stava dicendo. Assolutamente nessun problema. Stavo in particolare dicendo una cosa relativa ai congedi Covid che secondo me è interessante per chi ascolta. I lavoratori dipendenti che hanno fruito di congedi parentali dal 1° di gennaio di quest'anno possono, su domanda, convertire quei periodi in periodi di congedo Covid e quindi avere una remunerazione maggiore, perché come dicevo prima il congedo Covid è un congedo speciale ed è indennizzato al 50%. Il tradizionale congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione, quindi ovviamente è conveniente effettuarlo. Io vedevo nel resoconto che lei mi ha inviato una cosa particolare, che è possibile richiedere questi, naturalmente per le tipologie di lavoratori a cui sono riferite, anche per il periodo durante il quale il proprio figlio è o in quarantena o è risultato positivo al Covid, quindi non solamente per una questione di DAD, dove siamo comunemente portati ad immaginare questo, ma anche per queste situazioni specifiche, quindi proprio per la durata della quarantena o dell'isolamento del figlio. In pratica, per qualsiasi motivo il figlio sta a casa in relazione al Covid, adesso viene meno la DAD perché la scuola ha ripreso, ma rimangono le altre due causali. La quarantena, magari c'è un contagio in classe e quindi viene disposto, come dire, di fatto la didattica a distanza specifica, oppure è positivo e quindi necessita di assistenza, no? Il figlio, il bambino, la figlia. E quindi per queste due ipotesi che rimangono in piedi anche adesso che la scuola ha ripreso, c'è la possibilità di chiederli. Altra novità fresca, insomma, introdotta dal governo è quella dell'assegno unico familiare. C'è la corsa all'ISEE, perché sappiamo essere un documento fondamentale per poter usufruire di questa misura, ma non è ancora ben chiaro. Mi sembra di capire che ci siano ancora degli aspetti da chiarire. Possiamo un attimo inquadrare questo provvedimento? Certo. Allora, intanto cos'è l'assegno unico familiare? Presidente, devo fermarla, mi perdoni, ma vedo che è arrivato già Zaia alle mie spalle, quindi dobbiamo andare assolutamente a Marghera, ma torneremo con lei perché sono altri aspetti molto importanti da chiarire. Grazie al direttore dell'INPS Pone, buon lavoro. Quando volete, a disposizione. Buon Grazie davvero, andiamo a Marghera. Padova compie 100 anni oggi, quindi auguri al signor Giacometti. Partirei subito anche con il bollettino, e sono 4.802.000 tamponi molecolari e 4.000.000
110.000 test rapidi, in totale sono 8.912.000. Penso che nel giro di un paio di giorni, 2 o 3 giorni, arriveremo a 9 milioni di tamponi. Totale 8.912.000. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 906, che confermano un dato, ovvero l'incidenza del 2,54% su 35.700 tamponi. Quindi 906 tamponi positivi su 35.700 tamponi vuol dire un'incidenza del 2,54% di positivi sui tamponi. Anche qui si va verso un numero tondo. I positivi dal 21 febbraio sono quasi 400.000. Quasi 400.000 vuol dire che noi abbiamo avuto 200.000 persone asintomatiche a domicilio in tutti questi mesi, in 1 anno e 2 mesi, e 200.000 persone con sintomi. Dei 400.000, il 5% almeno in ospedale, 5 per 4, 20, 20.000 persone sono finite in ospedale. Positivi di oggi calano ancora, 27.479. Quanti sono i ricoverati in ospedale ad oggi? 1.870, meno 80. Questi 1.870 sono così distribuiti, 1.609 in area non critica, infatti abbiamo avuto 75 dimissioni, cioè dare e avere ingressi e uscite ha dato un meno 75, e 261 meno 5 in terapia intensiva. La terapia intensiva dei 2,61 più i 2,83 fa 544, quindi 2,83 non Covid, 2,61 Covid fa 544. Morti, deceduti sono, i deceduti sono 23 nelle ultime 24 ore, e i dimessi 19.454. Ciao Adda. Allora, primi dati. Questo è un dato assolutamente incoraggiante, perché avere questo dato dei ricoveri totali con meno 80 è ovvio che fa vedere che continua questo trend ovviamente di calo. Stessa cosa ovviamente vale per le terapie intensive, meno 2,61 le terapie intensive. Ovvio è che di infezione, come dico tutti i giorni, ce n'è. Noi dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle regole. È giusto che si rivendichino aperture, ma è altrettanto vero che dobbiamo rivendicare il rispetto delle regole. C'è il combinato disposto di aprire e non rispettare le regole banali della mascherina piuttosto che del distanziamento sociale o dell'igiene delle mani, ci porta ancora a precipitare. Allora, vedo che si fa l'esempio della Gran Bretagna che ha aperto, a parte il fatto che ha aperto, però voglio ricordare che la Gran Bretagna si è fatta 4 mesi di lockdown, che non vuol dire zona rossa, zona arancione, lockdown vuol dire chiusi in casa. Voglio anche ricordare che la Gran Bretagna chiude il suo bilancio per ora con oltre 130.000 decessi. E questo per dire cosa? Per dire che noi abbiamo un vantaggio sui paesi del nord Europa che è rappresentato dal fattore climatico. E sappiamo che il coronavirus, perché è un coronavirus, si comporta come gli altri coronavirus, cioè che ha una sua stagionalità. Più o meno dimostrata, però abbiamo visto che con l'arrivo delle buone temperature, della bella stagione, insomma lo vedete da soli che questa terza ondata da noi, che è iniziata un mese dopo
rispetto alle altre regioni, perché noi abbiamo aperto un mese dopo le scuole, perché questa è la verità. Vedete, questa terza ondata per ora ha sempre dimostrato una forza non, diciamo, distruttiva come quella di dicembre. E se la andate a confrontare a quella della prima ondata di marzo 2020, vedete comunque che la forza di questa ondata è stata sicuramente minore rispetto a quella di marzo 2020, perché è iniziata ovviamente con altre modalità. Noi continuiamo a vaccinare, anche oggi chiudiamo un bollettino di 22.222, mettete 5 volte 2 ci siamo capiti, 22.222 vaccini. Siamo già, io stamattina abbiamo fatto la riunione, siamo già all'87, ma potrei dirvi 90% senza problemi degli over 80. Ve lo dico perché il bollettino non tiene presente, ad esempio, e questo ve lo annuncio, oggi posso dire quasi con certezza, che il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare. Sapete questo dato sempre, no? E quindi voi sapete che il target degli over 80 è di, ce l'ho qui, esattamente di 358.540, questi sono gli over 80, dall'80° anno al 111° anno. 358.540, fate il 5%, 5 per 3 15, 5,25 sono almeno 17.000 persone, 18.000 che non si vaccinano. Vabbè, posso dire, vuol dire che il 95% delle persone over 80 si è vaccinato, che è un risultato strepitoso. Se poi ci mettete anche, comunque è un dato di queste ore, perché siamo arrivati al fondo del barile nella ricerca. Ringrazio tutti i sindaci che si stanno mettendo a disposizione con i nostri direttori generali, ringrazio i medici di base, tutti, perché adesso siamo arrivati ai numeri piccoli. Non so, la dottoressa Simionato nella Polesana ne ha 300 ancora da vaccinare, tanto per dirvi. E questo fine settimana sarà un fine settimana assolutamente dirompente per i domiciliari, quindi per le vaccinazioni a domicilio, anche grazie ai diversi medici di base che si sono messi a disposizione e che hanno chiuso gli accordi con le UCI. Stiamo andando avanti anche con i 70-79 che ormai sono, a fine giornata sono il 60% vaccinati, e 60% prima dose. E voglio ricordarvi che i 70-79 sono 494.000. 494.443. Sì, tanto per dire, over 70 per capirci, fino a 111 anni, sono quasi 1 milione di persone che abbiamo vaccinato. A questi si aggiungono i fragili, si aggiungono ovviamente i vulnerabili, gli oncologici e così via. Comunque ad oggi noi abbiamo inoculato 1.244.275 dosi, 1.244.275 dosi, delle quali prime dosi 889.835 e seconde dosi 354.000. Però cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che adesso dobbiamo avere vaccini. So che sono un disco rotto, ma io non voglio avere sulla coscienza il fatto che si perda tempo utile con una macchina da guerra che non ha le munizioni. Noi siamo un esercito senza munizioni, o meglio, ne abbiamo poche. Oggi siamo una guerra, come si può dire, molto chirurgica come attività, no? Cioè target, pian piano. Voi capite che noi abbiamo i motori al minimo, facciamo 30.000 vaccinazioni al giorno senza neanche girarci indietro. Se avessimo vaccini noi 80.000 vaccinazioni al giorno le garantiamo cioè, nero su bianco. Io l'ho detto anche al commissario Figliuolo, che ringrazio perché è sempre presente. Però ci vogliono vaccini, ma soprattutto il mio appello è affinché i vaccini ci debbono essere, ma ci sia quantomeno una programmazione da qua ai prossimi mesi di certezza sugli arrivi.
perché questo per noi, con i nostri ingegneri gestionali e con l'ingegner Fattori che li governa, significa programmarci. Vi annuncio già che la prossima settimana vi darò il famoso tabellone a colori dove ognuno in base all'età sa quando, comunque in teoria, su una previsione che facciamo noi in base a uno standard di forniture, dovremmo iniziare a vaccinarci. E quindi io ho guardato anche la mia data, la guardavo in questi giorni, insomma c'è una data proprio di inizio, ho detto vabbè, forse la mia fascia ci va bene, perché insomma riusciamo anche a far veloce, ma io sono convinto che vi daremo una roba prudenziale. Scendiamo per ovviamente classi di età, ragazzi, quindi 80 di fatto li abbiamo conclusi, 70-79 li stiamo credendo, apriremo diciamo i 60-69, mi permetto di dire anche più velocemente di quello che potete pensare, e poi scendiamo ai 50-59, 40-49 fino ai 16-19. Sono un target che noi abbiamo, ve lo dico già, sono 4.195.000 persone. Voi dite perché? Perché sono esattamente gli abitanti del Veneto sopra i 16 anni. Devo dire che gli ingegneri vettori con i suoi hanno fatto un lavoro strepitoso, lo stanno mettendo ancora a posto perché deve girare bene, e allora vi dico già che in settimana vi daremo già, come si può dire, il mese nel quale dovrebbe iniziare la chiamata. Contiamo, se non ce la facciamo la prossima settimana, il massimo inizio dell'altra, annunciare anche diciamo date più precise per ogni attività che si farà. Ovvio, capite che se noi avessimo avuto una certezza, perché ho visto anche delle tabelle che vi presenteremo la prossima settimana, avessimo avuto una certezza di fornitura, cioè capisci, se uno dice hai un vaccino al giorno da qui all'infinito, tu fai una programmazione da qui all'infinito per un vaccino al giorno. Ma oggi vedevo i dati, primo trimestre è stato un bagno di sangue, È stato un bagno di sangue, perché abbiamo avuto tante forniture che non sono arrivate, abbiamo avuto tante defiance, abbiamo avuto squilibri nelle date, che ha pesato moltissimo. Adesso si va verso una stabilizzazione, però bisogna avere più vaccini. Vi ho detto questo, non aggiungerei altro se non una roba rispetto alle aperture. Voi sapete che stiamo lavorando sulle aperture, vedo sto dibattito sui 2 metri, ma guardate che intanto i 2 metri non ce li siamo inventati noi, dopodiché io penso che con 2 metri non si aprono i ristoranti, si chiudono, cioè 2 metri di distanza da tavolo a tavolo non si aprono i ristoranti, si chiudono. Detto questo, posso garantire che, insomma, che ieri sono intervenuto su questo e sono convinto che una soluzione sia stata trovata. Adesso attendiamo prudentemente, però va anche riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto, insomma, l'apertura della piscina con i 7 metri quadri di vasca a disposizione, l'apertura delle palestre, dei centri di danza, il discorso dei teatri, musei, i ristoranti, bar, eccetera. Insomma, è un segnale che si dà. Attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che non è un liberi tutti. Attenzione che il rischio è sempre dietro all'angolo, perché comunque qualora accadrà che si aprirà ci sarà sempre un monitoraggio della situazione, e perché si fa un monitoraggio della situazione è altrettanto vero per la proprietà transitiva, che se c'è un monitoraggio ci sarà anche una classificazione delle diverse zone di questo paese, che poi siano colori o altre robe. Considerate che le linee guida che hanno costruito le regioni sono linee guida che tentano di ragionare anche a un'apertura in zona rossa. Questo adesso vedremo come si esprimerà il CTS, cercheremo di capire, però sentite, come vi ho detto l'altro giorno, se si fa Italia-Turchia l'11 giugno agli europei di calcio a Roma con 25.000 persone, immagino che molto prima si affronti anche il tema delle aperture, quantomeno partendo dall'aria aperta, di tutta una serie di attività che si possono fare. Insomma, abbiamo una situazione anche favorevole, perché non dobbiamo abbandonare un lockdown, abbiamo già molte imprese aperte, no? C'è vita, non abbiamo le strade vuote come a marzo-aprile l'anno scorso, però è fondamentale di avere sempre coscienza che questo virus è inclemente e sorprendente, per cui bisogna sempre avere la massima tutela.
E passo la parola a voi, ragazzi. Ok, grazie Presidente. Si è prenotato Filippo Tosato, poi Cristina Giacomuzzo e Moscati. Vabbè, adesso poi Filippo Tosato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Da circa 14 mesi, mi pare, lei ha dei rapporti pressoché quotidiani o comunque molto frequenti con il Ministro della Salute Speranza. Oggi giunge notizia che i gruppi di Fratelli d'Italia presenteranno una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro. Il segretario della Lega Salvini a sua volta è molto critico e non fa mistero che vorrebbe un avvicendamento al Ministero. La domanda è: quali sono i suoi rapporti istituzionali con Speranza e qual è la sua valutazione dell'operato di Speranza, visto che lei è in grado, credo, di fornire una valutazione avendo seguito questa vicenda dal suo inizio e avendo agito anche in collegamento con il governo, insomma in contatto con il governo. Ma guarda, io direi, come ho detto in altre occasioni, questa è un'attività parlamentare della politica, per cui non c'entro minimamente in nessuna considerazione, perché ogni cosa che dico poi viene sapientemente strumentalizzata a favore o contro qualcuno, punto. Cioè è come se avessimo una mozione in consiglio regionale e qualcuno da fuori cominciasse a fare ragionamenti. Cioè, ho massimo rispetto per il Parlamento, per i gruppi parlamentari, se la vedranno loro discuteranno, punto. Cioè, ne fate tante anche su di me. Sì, veramente io però non le avevo chiesto una ma io ho capito cosa mi hai chiesto, valutazione. Ma io ti ho detto che non ti rispondo. Ecco. No, ma per essere chiari, io non le avevo chiesto una valutazione della mozione di sfiducia. No, hai chiesto di molto di più. Le ho chiesto una valutazione personale dell'operato del Ministero. Sì, dalla mia parte si dice: Filippo, so imbottonato per da dritto. Dai, avanti, cambia domanda che sono meglio. Vabbè. Grazie. Ha svicolato, mettiamola così. No, ma perché qualsiasi considerazione, se dicessi anche guarda quello lì ha le doppie punte, viene fuori Zaia ha detto che ha le doppie punte, cioè non ha senso in un dibattito che è stato iniziato, tu mi capisci, sono sei persona intelligente, in un dibattito iniziato fuori dal contesto regionale e che interessa forze politiche del Parlamento italiano, che io vado a esprimere la mia considerazione se uno è alto, biondo, con gli occhi azzurri o altra roba del genere, non esiste. Grazie. Prego. Per quanto riguarda invece i numeri, no? Il dato epidemiologico, sì, sono numeri ampiamente da zona gialla. Sì. Allora io non ho capito questo. Ieri l'assessore Lanzarini... Vi ha dato i dati ieri? Sì, sì. Ah, bene. Ci ha dato i dati e giustamente ha detto questi sono numeri da zona gialla, però ha detto purtroppo resteremo in arancione. Io non ho capito una cosa, è vero che il decreto prevede soltanto il rosso e l'arancione, però nel decreto c'è anche un passaggio che riserva, no? Tagliando. Sì. Lo deve fare il governo. Appunto, ma non... cioè, ce la mettiamo via, insomma. No, diciamo che l'azione delle regioni con le linee guida è propedeutica a questo tagliando. Anche le dichiarazioni del primo ministro vanno in questa direzione, non vedo posizioni diciamo fondamentaliste da parte del Presidente Draghi, partendo da un presupposto che la salute dei cittadini viene prima di tutto, dall'altro è ovvio che c'è oggi un'emergenza economica che deve essere affrontata. Io spero che il governo poi al suo interno, alla luce di tutto quello che è il quadro sanitario e le proposte delle regioni, prenda una decisione rispetto a questo tagliando. Se poi è un traccheggiare, cioè arrivare il 30 aprile per poi dire si fa dal 1° maggio, ma comunque ricordo che questo decreto, ecco, ricordiamolo questo Filippo, scade il 30, quindi comunque deve esserci qualcosa di nuovo dal 1° maggio e la vedo dura reiterare l'attuale decreto, cioè ripresentare l'attuale decreto con zone arancioni e gialle e rosse. Vi voglio sottolineare quello che dico sempre: non faccio né il chiusurista, se così si può dire in italiano, o l'aperturista. Guardo in faccia la realtà. Se domani mattina mi ritrovo i numeri che gira diversamente, vi dico ragazzi, qua qualcosa non torna. Peraltro io mi aspetto che le terapie intensive scendano di più, perché non stanno scendendo
in maniera vorticosa come dovrebbero. Per cui è vero che abbiamo caricato pazienti, è vero, c'è tutto come se fosse una sorta di algoritmo che noi abbiamo in mente e sappiamo che proporzioni avremo, sappiamo anche quali sono. Devo dire che rispetto all'algoritmo stiamo scendendo e l'algoritmo sto giro ci dava ancora una tirata in su, quindi sta un po' smettendo l'algoritmo, ma non vorrei domani che bussa l'algoritmo e dice no, non mi ero sbagliato, guardate qua. Quindi sono prudente soprattutto sulle terapie intensive. L'ultima cosa che è una precisazione, ancora per quanto riguarda il giallo, praticamente dobbiamo aspettarci di arrivare al 30 in arancione, però dal 1° maggio qualcosa cambia? Secondo me sì. È verosimile. È verosimile. Anche perché poi guardate, se saranno confermati questi dati, capite che quando tu arrivi, ecco c'è anche l'assessore, quando tu arrivi al 30 di aprile vuol dire che hai già in altri 10 giorni di trend da sommare qui, cioè, li consideriamo diciamo molto indicativi a quel punto. Grazie. Prego. Grazie, passiamo a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Quindi sulle aperture non abbiamo ancora certezza, ma l'ottimismo di poter fare qualcosa. Per quanto riguarda invece, le volevo chiedere, i vaccini. Ha parlato di fascia da 60 a 69 anni. Può anticiparci adesso il periodo, visto che sappiamo quanti sono i 70-79 anni? Quanti sono i 60-69? Sì, no, sì, e quando, visto che sappiamo quanto sono i 70-79 anni, quando potrebbero partire? No, vediamo il piano la prossima settimana per questo. Anche perché non vorremmo, cioè, dobbiamo spiegare bene, perché non vorremmo che tutti si appendessero al computer per pensare di poter prenotare. Cioè, quindi, ecco, perfetto, 600 e 3000. Grazie. Sì, ovviamente più si scende di classe d'età più aumentano fino a un certo punto, dopo tornano a calare. Grazie. Segnalo una cosa che mi arrivano da un lettore. Chiede questo lettore se alla chiusura della giornata dei vaccini avanzano dosi e come si comportano i vaccinatori in questo caso, visto che ha avuto riscontri e informazioni su questo, ma sono cioè, guardate, allora, siccome siamo in un paese nel quale siamo stati cresciuti tutti col mi manda Lubrano, no? E con altre robe del genere, come se avete mai guardato la TV? Se guardate la TV, al mattino che c'è solo scuola da cucina in televisione, pomeriggio parla di diete. Questo è il paese, no, che abbiamo. Allora, siamo tutti che dobbiamo capire se tutti rispettano le regole. Può accadere che in uno dei 60 centri vaccinali, cos'è fine giornata che resta mezza boccetta del vaccino. Non è un reato, perché basta che uno arrivi e dice io quel vaccino non lo voglio fare e finisce che tu avevi programmato e ti resta lì. Non è neanche un reato che piuttosto che vada buttato via accada qualcosa. Ovvio che l'indicazione che abbiamo dato noi è che utilizzino delle liste, cerchino di programmarsi, ma vorrei ricordare che questo lo facciamo quotidianamente su 30.000 dosi. Adesso io capisco che qualcuno magari conosce uno che è stato quella sera e gli hanno fatto il vaccino perché è stato lì un'ora ad aspettare, però insomma, capite, cioè io non dico che dobbiamo andare a strascico, però arrivare a questi livelli, cioè allora dobbiamo essere così fiscali da dire se ti resta piuttosto di vaccinarne uno buttalo via. Sinceramente no. Ovvio che noi abbiamo detto che queste robe non si devono fare, devono cercare di organizzarsi. Può essere anche accaduto che le prime volte abbiamo detto scusa tu ti sei fatto il vaccino, no, a te vaccino subito perché piuttosto di buttarlo via, cioè, del vaccino non si butta via niente, solo la boccetta vuota. Può essere che questi casi finiscano anche nella famosa voce altro, Presidente? Sì, ma guardate che non stiamo parlando di numeri, cioè, non c'è la coda fuori dai centri vaccinali, è accaduto all'inizio, questo sì. All'inizio c'è stato un po' di disorientamento, adesso cerchiamo di... Adesso capite, soprattutto con l'avvento del nuovo sistema di prenotazione, i numeri ce li abbiamo abbastanza definiti. Prima invece era una roba, la chiamata, le lettere, la ricevuta, non l'ha ricevuta, perché vi ricordo che all'inizio noi viaggiavamo molto di lettere. La lettera non è che uno ti dice sì vengo, e quindi si ritrovavano dei buchi nelle prenotazioni. Per dire noi stiamo aprendo accessi liberi agli over 80 e abbiamo tanti buchi.
Altre due cose veloci, Presidente, e poi lascio... Anche perché sono pochi, e poi c'è questo abbandono, dicevo prima, dico a Alda e a Marco che sono arrivati dopo, e c'è un abbandono del 5% delle vaccinazioni, quindi siamo sul 95% dell'adesione sugli over 80. Io invece le do un altro numero, 245.802, che sono il dato che avete fornito voi qualche giorno fa, gli operatori non vaccinati. La CGIL chiede se è il caso di distinguere i veri Novax da chi purtroppo non può fare... Sì, ma c'è 3 milioni di distinzioni. Ci sono anche quelli che hanno avuto il Covid e non possono essere vaccinati perché devono essere passati 2 mesi. Ci sono quelli che non si vogliono vaccinare, ci sono quelli che non possono vaccinarsi, ma non è il momento di fare polemica. Nessuno ha messo in croce nessuno, avete mai sentito dire... decreto adesso no. Sì, ho capito, ma avete mai sentito dire da noi colpevolizzare questo contingente residuale di non vaccinati? Capiamo che ognuno può avere delle motivazioni. Ma se è un sanitario avrà C'è una procedura che si innesca, alla fine rispondiamo a chi ha i quesiti, che alla fine ci sarà una distinzione tra chi si è rifiutato di farsi vaccinare, per cui il decreto prevede una sua applicazione, da chi non può vaccinarsi, a chi... Quindi alla fine di questo processo si intende un po'... È ovvio che dovremo farlo, lo prevede il decreto. Ancora un mese, vero, di tempo. Sì. L'ultima cosa le chiedo... È venuta la dottoressa Russo fra l'altro a spiegarlo. Sì, mi sembrava che ci fosse ancora un mese alla fine del tempo. Un commento, Presidente, sul titolo di apertura del giornale di oggi, quando parla di rivelazione shock. Chi è che ha reso? L'OMS... Forse. L'OMS ma con mascherina non te vede più niente. Avrebbe fatto di tutto per evitare gli elogi a Zaia. Cosa ne pensa, come la vede questa? Guardate, premetto una roba, perché mi metto nei panni di chi legge, l'ho letta anch'io stamattina sinceramente. Io il dottor Zambon l'ho conosciuto dopo il Covid, non sapevo neanche nulla del dottor Zambon, questo deve essere chiaro. Non vorrei mai che fosse penalizzato perché è un veneto o fosse penalizzato perché è stato dipendente, mi hanno detto 9 anni fa o 10 anni fa, non so quanto tempo fa, della Regione Veneto, non è neanche più nostro dipendente. Per cui io avevo rapporti zero e conoscenza zero. Quindi l'ho conosciuto post a ste robe, ma veramente molto di recente. Dico che io resto allibito perché siamo davanti a un'infezione, a un ente, diciamo che dovrebbe essere un ente regolatore che ad ombrello dà le regole, è il nostro riferimento come l'ONU, no? È l'ONU della sanità, l'OMS, e quindi immagino che quello che dovrebbe essere chiamato a fare è certificare l'evidenza. Aver appreso dai giornali, non so se poi sarà confermato, metteteci un condizionale da qualche parte, se no dopo se tutte le lettere che arriva. Se è vero quello che leggo dai giornali, della sottolineatura rossa, del giallo, eccetera, come ho visto, dico che è inquietante. Ma non perché ci sono di mezzo io, ma figuratevi, perché stiamo parlando di un virus, di una pandemia, di morti, di contagi e di un casino pauroso che abbiamo subito e stiamo subendo, di un incubo, no? Tu non è che puoi andare in sala operatoria, ragazzi, per restare in ambiente medico e scoprire che mentre ti operano litigano tra di loro. È come vedere i piloti di un aereo per litigare in volo. Dice Tosati, fermi, io devo scendere, io penso che debba essere fatta chiarezza fino in fondo, e penso che a cose chiuse, se sarà confermata tutta questa vicenda, penso che in OMS forse una bella ristrutturazione ci voglia. Sapete, io sono stato criticato perché durante il Covid ho criticato l'OMS, no? Vi ricordate quando dicevo a marzo, ma scusate, ma non hanno niente da dire? Ma scusate, ma le indicazioni da chi le dobbiamo avere? Cosa mi hanno detto i media? Non voi, vi ricordate? Gli esperti. Zaia trova scuse. Scuse. Scusate, per noi è come
la giustizia, no? Cioè, è un punto di riferimento che deve essere solido. Cioè, tu non puoi avere una realtà come questa che cioè, oggi sta facendoci conoscere dei retroscena che sono inquietanti. Dopodiché che uno poi ci mette anche lo zampino perché c'è un tema di visibilità o altro, scusate, sono qua, sono 5 milioni di veneti, è innegabile che noi ci siamo dati da fare, come molti altri colleghi. Se poi noi abbiamo avuto qualche intuizione in più o un po' di culo in più, lasciatemelo dire, perché poi ci vuole anche la fortuna con il Covid, non ci vuole solo la programmazione, come in tutte le attività umane. Cioè, avete visto la storia di McDonald's, quello che ha inventato, non so quello che ha fatto i skate. E allora capite che sinceramente non me l'aspettavo, vi dico la verità. Cioè, anch'io ho letto in questi mesi di questo dibattito, quando ho visto qual era l'oggetto del dibattito, allora ho capito tante robe. Se Cristina ha finito, passiamo a Silvia Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, io volevo toccare un argomento che mi hanno chiesto le categorie economiche che sono state soggette a bonus in relazione all'emergenza Covid ed il bando regionale per la concessione di questi. Mi chiedevano un parere riguardo al fatto che molti di questi piccoli imprenditori che gravitano principalmente su Venezia, durante il Covid ovviamente non sono riusciti a pagare le relative l'INPS di competenza e a quanto mi dicono, siccome non sono in regola con il DURC, io non so neanche cosa sia, però lei sì, pertanto invece di avere questi ristori saranno pagate queste competenze. Sì, perché poi è un sistema purtroppo noto e quindi non si riconosce la difficoltà finanziaria, un elemento che il legislatore considera di certificazione è essere in regola con tutti i pagamenti. Se non sei in regola, tutto quello che ti viene dato viene di fatto dato in maniera figurata, perché a te i soldi non li vedi mai perché vanno direttamente a pagare i conti. Sì, però così non si aiutano le imprese. Però non dipende da noi, ce l'abbiamo detto tante volte su questo aspetto, no? Cioè, come quando io, avendo fatto ministro dell'agricoltura, mi ricordo che con il latte era la stessa roba, no? Chi aveva le multe aveva di fatto una sorta di sostituto di imposta, in modo tale che la latteria, quando riceveva il latte, non pagava il latte al contadino, all'allevatore, ma tratteneva il controvalore perché c'erano da pagare le multe. Ma questo non era un bando regionale, per questo non competeva alla regione? Ma c'è una legge chiara nazionale, ma non è un bando regionale comunque, è riferito ai soldi che alle risorse che abbiamo girato alle Camere di Commercio. Ho capito, per cui non c'è niente da fare, insomma. Al momento no. Grazie. Prego. Allora proseguiamo con Stefano Pittarello. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda sul passaporto vaccinale, o perlomeno il cammino che sta avendo in questo momento, a che punto siamo e soprattutto se per passaporto vaccinale può bastare, diciamo, il certificato lo storico di vaccinazione che viene dato appunto a chi viene vaccinato, per quanto tempo potrebbe durare, su cosa sta avvertendo in pratica la discussione ai massimi livelli? Guardate, siamo a punto morto, nel senso che, mi spiego. Allora, noi rilasciamo una certificazione in italiano e in inglese con il lotto e la venuta vaccinazione. Quindi quello, finché non ci sarà un documento ufficiale, imposto, deciso, magari uno spererebbe con la regia dell'OMS, no? Che in tutto il mondo se ci sia un linguaggio unico, l'ONU della sanità, noi italiani, noi veneti, gireremo quel foglietto scritto in veneto, in italiano e in inglese. Noi oggettivamente siamo in grado di fare qualsiasi elaborazione, dalla scheda magnetica, tutto, però abbiamo pensato che in attesa che qualcuno decida qualcosa di ufficiale, per evitare di fare 3.000 robe. Se volete che vi dico come la vedo io resterei nell'ambito del passaporto. Cioè, chi ha un documento di viaggio deve averla lì, il timbro della venuta vaccinazione. È inutile che giriamo con a meno che non si decida di fare un passaporto vaccinale
dedicato dove uno si mette tutte le sue vaccinazioni una volta per tutte, uno si mette la sua storia di prevenzione sanitaria che ha fatto, come accade adesso, brutto fare l'esempio, ma negli animali ad esempio si fa così per le esportazioni eccetera, anche lì è un fatto di regolamenti di polizia veterinaria, e può accadere sicuramente anche in medicina. Non sto paragonando, ecco, eviterei di dire Zaia paragonato, vi faccio solo un esempio di organizzazione sanitaria. Quindi sarà inevitabile che noi avremo un documento. Certo è che se a livello internazionale europeo si aspetta ancora un po', finirà che ancora una volta i cinesi saranno i primi a farselo, no? Dopo diciamo sempre ma i cinesi, ma qualcuno. Noi potevamo già averlo in tasca sto passaporto, ma anche qui l'Europa del politically correct si è indignata davanti al passaporto vaccinale, e io voglio vedere quanti si indignano e restano a casa per partito preso, non prendono più un aereo perché gli chiederanno il passaporto vaccinale. Noi abbiamo visto come si sono impennate le richieste di vaccinazione dopo che è uscita la notizia che molti voli non vogliono i non vaccinati, che è discriminatorio in un contesto nel quale è volontario, è discriminatorio, ma bisogna prendere atto che funziona così. Prego. Allora proseguiamo. In quinta posizione Curzio Pettenò. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere, ma un incontro con il Premier Draghi e la cabina di regia è previsto o no, e quando è previsto? Al momento no, però ci sarà. Adesso noi abbiamo elaborato, se l'assessore dopo vuol darvi anche un aggiornamento sulle linee guida, ma richiariamo questa storia di 2 metri perché si sta diffondendo una leggenda metropolitana, però al momento no. Al momento non abbiamo riunioni col Presidente del Consiglio, però ci saranno inevitabilmente. In ogni caso oggi è stata la cabina di regia, noi si resta in arancione e così via, però c'è le proposte delle regioni sulle riaperture graduali. Lei ovviamente è per queste riaperture graduali, ci sono le preoccupazioni di dire bisogna che siano riaperture certe, che poi non si torni indietro come è avvenuto ad esempio in Sardegna, che è diventata bianca e si ritrova adesso rossa. Ecco, su questi aspetti di rischi che ci sono nella presenza del virus che continua ad esserci e le riaperture, come valuta lei le possibili riaperture anche in Veneto? Ma non sono né aperturista né chiusurista, dobbiamo prendere atto che il virus lo conosciamo, che le situazioni sanitarie, la situazione è cambiata rispetto a un anno fa, raddoppiato le terapie intensive, abbiamo protocolli di cura, abbiamo gli anticorpi monoclonali, i dispositivi di difesa, di protezione e soprattutto i vaccini. Per cui dobbiamo iniziare una fase di convivenza con obiettività e buon senso, quindi un'apertura graduale partendo dalla riaperta. Un'apertura graduale con rischi che poi, con riaperture che devono proseguire, che devono restare tali secondo lei? Io sono convinto che poi torneremo alla normalità, l'ho detto persino Anthony Fauci, che è il virologo dei virologi, l'ho detto a autunno sarà finita, l'ho detto l'amministratore delegato e il CEO di Pfizer, ha detto con l'autunno è finita, e nel frattempo io direi di non stare a aspettare l'autunno e di cercare di organizzarci. Per quanto riguarda c'è una proposta, la Presidente delle Regioni, che ci sia un rapporto sulle riaperture legato anche a quanti vaccini sono stati fatti alle varie regioni, secondo e me, anche sui tamponi che sono stati effettuati. Beh, allora noi siamo vincenti perché siamo sopra sui primi per tamponi e primi per vaccinazioni. Secondo me è corretto, però è pur vero che va valutata la quantità e anche la qualità delle vaccinazioni. Perché vaccinare 1000 anziani a domicilio non è come vaccinare 1000 anziani in un centro vaccinale. Non è un nostro problema, ma dico è bene guardare bene questi dati. E non è come vaccinare 1000 cinquantenni che si sono presentati a un drive-in, visto considerato che qualcuno non ha rispettato le categorie vaccinali. Perciò sui parametri da rivalutare per le fasce, che resteranno le fasce, secondo lei che parametri devono essere decisi per questo, con una modifica che viene perciò ad esempio anche tamponi e vaccinazioni? A nostro avviso va rivisto il modello dei 21 parametri, nato a 21 febbraio in quei giorni del 2020,
la situazione epidemiologica e sanitaria è totalmente cambiata, va inserita la condizione delle vaccinazioni, che è una condizione importante e non influente anche delle qualità delle cure, perché con gli anticorpi monoclonali si sta galoppando e il Veneto peraltro è la regione che utilizza più anticorpi in Italia. Grazie Presidente. Prego. Fra l'altro ci sarà la professoressa Tacconelli lunedì a parlarvi di grosse novità sui monoclonali. Grazie Curzio, adesso tocca a Paolo Guidone, poi Marco Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Anch'io ho due domande che le giro, che vengono dai nostri ascoltatori. Uno è un gestore di una piscina. Nelle piscine non ci sono stati, almeno questo ci dice, casi di contagi significativi in questi mesi, eppure in questo momento le piscine sono aperte solo alla Federica Pellegrini praticamente. Allora, per poter consentire la pratica sportiva non agonistica, qual è la sua posizione sulla riapertura in particolare delle piscine, e se ritiene che dovrebbe essere trattata, le piscine dovrebbero essere trattate come una casistica a sé stante? Sì, io condivido tutto quello che si dice. Io spero che non si faccia polemica, perché Federica Pellegrini deve allenarsi, cioè comunque come si vede, è un biglietto da visita che noi abbiamo a livello internazionale e ci aiuta anche a uscire anche da questa crisi, no? Perché comunque è un elemento di comunicazione dei nostri territori, quindi ben venga. Io penso che abbiano ragione, nel senso che piscine, ma sentite, in un museo, ho visto ieri sera una trasmissione, l'ultima cena, no? Che assembramenti ci sono per andare a vedere l'ultima cena, e che lo fai in maniera programmata con le prenotazioni. Bisogna uscire da queste logiche che avevano e hanno imparzialmente un criterio fondante. Ad esempio a febbraio ce l'avevano tutto, non sapevamo nulla del virus, non sapevamo neanche se stare in una stanza a 10 metri da un'altra persona ti contagiavi. Adesso abbiamo capito molte robe e quindi dobbiamo ritarare, e quindi sono d'accordo sul ritarare. Comunque le regioni le hanno messe tra le priorità, cioè nel documento che è stato ieri licenziato dalla conferenza e mandato dal Presidente Fedriga appunto al governo, ci sono la ristorazione, palestre e piscine, perché abbiamo ritenuto che sono le priorità che andrebbero riaperte il prima possibile. Certo. Una signora ci chiede anche qual è, anche se vabbè questo è un discorso puramente teorico, perché adesso ci sono i 60enni, 70enni eccetera, fino a qual è l'età minima per la quale è prevista la vaccinazione? 16 anni. 16 anni, ecco. Un'ultima cosa, in realtà ha già posto la domanda al collega sul passaporto vaccinale, anche se c'è questo rischio, lei stesso lo diceva, di discriminazione, lei resta, diciamo, convinto dell'opportunità del passaporto vaccinale? Cioè, guardate, è un dato di fatto, cioè io direi di finirla con queste lucubrazioni e queste, come si può dire, di elargire grandi riflessioni. Il vaccino è volontario. Bene, ci sono delle compagnie aeree che non ti fanno salire se non ti sei vaccinato, sarà colpa mia. Io vi dico solo che se volete salire in quell'aereo avete bisogno di un documento, e siccome noi siamo un'istituzione abbiamo l'obbligo di prepararvi e mettervi in condizioni di dire che siete vaccinati. Leggo delle robe allucinanti, cioè guardate, l'altro giorno in un'intervista io ho detto che a mio avviso, ve lo confermo, che vaccinare oggi è una posizione strategica, cioè chi vaccinerà per primo la propria comunità la mette in sicurezza e va prima sui mercati. Ho detto, si ristabilirà a livello internazionale un nuovo ordine mondiale, no? Cioè italiano sto qua, mi pare, no? Cioè daremo un nuovo peso all'importanza dei paesi. Capiamoci, se l'estremo oriente vaccinasse e l'Occidente non vaccinasse, è ovvio che il baricentro dell'economia e della forza dei paesi si sposta lì. Per aver citato la parola ordine mondiale è che ha fatto il disastro. Cioè non lo so, c'è uno che ha preso anche un premio Nobel e aveva scritto un libro, no? Che è Kissinger, ma io ho usato semplicemente un termine italiano, veramente, purtroppo la cultura del bignami ci ha portato a questo. Io non ce l'ho col bignami, manco te le esegui qualcosa, adesso basta il post, basta il titolo. Uno vede un titolo, è già premio Nobel della chimica, della fisica, del tutto. Grazie. Prego.
Perfetto, proseguiamo con Marco Bonet e poi Alda Vanzan. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Due domande rapidissime. La prima l'avevo già fatta ieri in realtà all'assessore, però essendo una domanda politica gliela ripropongo. Vedo che ci sono presidenti di regione della Lega, Fugatti. Io sarei una donna non politica? No, nel senso che il Presidente è la figura politica di riferimento. No, continua a insistere su questa idea di anticipare le aperture con un'ordinanza. Chi, scusa? Fugatti a Trento. Volevo sapere se lo sa, se lo può fare, se lei pensa di farlo, che cosa ne pensa. Prima domanda. Facciamo una premessa che la provincia autonoma di Trento comunque ha delle prerogative legislative che sono in alcuni casi diverse dalle nostre, quindi non so a cosa si riferisse il Presidente Fugatti, perché per alcuni aspetti immagino che possa avere dei varchi diversi dai nostri, limitati, ma possa averli. Dopo, in linea di principio generale vi dico che non riusciamo a forzare, noi non riusciamo a forzare. Ok. Fermo restando che come Regione abbiamo presentato già un programma per le riaperture, adesso si tratterà di avere una risposta. Ok. La seconda domanda è che non è una cosa di cui mi sono occupato direttamente, per cui la prendo come l'ho letta dal giornale, cioè vedo articoli di centri vaccinali deserti, per esempio a Padova, alla Fiera. Allora non li chiudiamo? Li nel senso che no, qual è la motivazione? Che non sono vaccini? Solo quella, quindi. Quando c'è il calo di vaccini noi abbiamo fatto 35.000, siamo scesi al minimo a 16.000, stiamo tornando su a 22.000, domani gli abbiamo dato un target che deve essere più alto, ma poi finiscono i vaccini, si tornerà giù. Se chiudiamo, perché potremmo dire invece di 60 fate 30 centri vaccinali, togliamo servizi ai cittadini e soprattutto cala anche l'organizzazione, cioè cala anche tutto quello che è la macchina schierata, visto e considerato che il comandante Figliolo, il commissario, scusate, dice che sarà a maggio in grado di darci 500.000 vaccini al giorno, non a noi, all'Italia. Cioè, se sono 500.000 vuol dire che noi andiamo sui 45.000 potenziali vaccinazioni. Quindi non saranno più certo, ho capito, non chiedevo di chiuderli ovviamente, era per capire se ma qualcuno lo scrive, perché sì, sempre gli esperti del tutto, del divano, ISEA, non bisogna chiudere, ma aprire. Ok, no, era solo per capire le motivazioni, solo il calo delle fiale, non ci sono motivazioni. In alcuni casi ti dirò anche chiamate poi non disdettate, perché abbiamo avuto in questa fase residuale sugli over 80 anche questo problema. Teniamo conto che stiamo facendo anche il domicilio adesso, stiamo proprio cercando di aggredire molto quelli a domicilio e quindi le stesse persone sono anche quelle che vanno a domicilio, quindi con un'organizzazione diversa. Quindi. Ok, grazie. Prego. Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io ritorno sull'argomento che ha appena trattato, perché quello che è successo, o meglio non è successo ieri a Padova, non sembrerebbe dovuto a carenza di fiale. L'ULSS 6 Euganea aveva aperto mercoledì pomeriggio, o giovedì non ricordo, mercoledì aveva aperto le prenotazioni per una fascia di età 75-79 anni. Tant'è, evidentemente non si sono prenotati, non si sa se perché non riescono a collegarsi, perché fanno fatica col computer. Fatto sta che avevano buchi vuoti e ieri mattina, da quanto riportato un po' da tutti i giornali locali, l'ULSS è tornata a dire vaccinatevi, venite qua. Fatto sta che l'hub era vuoto. Quello che si è pensato, ed è la domanda che le rivolgo, è che siccome i 75-79 anni è destinato il vaccino AstraZeneca, che ci possa essere anche una sorta di titubanza, quindi non solo vaccini vuoti. I vaccini a Padova c'erano ieri ma non sono andati a vaccinarsi, si sono presentati nel pomeriggio per i richiami. C'è questo punto interrogativo? Al momento no, perché gli altri centri vaccinali non hanno avuto problemi. Io dico che noi abbiamo avuto un calo e non abbiamo, come si può dire, sforzo produttivo, non abbiamo attività perché abbiamo avuto calo di vaccini. Dopodiché il caso specifico di Padova lo ricondurrei anche al fatto che ho l'impressione che forse l'aver aperto con poco preavviso, con una modalità di prenotazione che informatica magari non è giunta a tutti, tant'è vero che la prossima settimana vi presentiamo, lo dicevo proprio all'inizio della conferenza stampa, vi presentiamo il tema delle
più o meno del periodo di chiamata per in fascia d'età, e poi parleremo anche di prenotazioni per tempo, però non te lo so dire, del resto non so. Però possiamo mettervi in contatto col dottor Fortuna che... È curioso, l'ULSS 6 ha sempre fornito i dati, ieri, fatalità solo ieri, non ha dato i dati delle dosi somministrate. Ma guarda, anche questo stamattina non ha relazionato durante la riunione, per cui glielo chiederemo. Bene. Invece avete però sentore che ci siano rifiuti legati a questa marca di vaccino, ad AstraZeneca? Sì, ma non sono così importanti. No. Mentre invece, ultima domanda, gli over 80, il 5%, quindi quasi 18.000 persone che hanno detto no. Non fanno vaccino. Ma gliel'hanno detto, come l'avete saputo? Gliel'hanno detto ai medici di base? Li andiamo a cercare a casa, li andiamo fisicamente a cercare a casa. E che motivazione hanno dato? Non se lo fanno. Guarda, ne conosco anch'io, peraltro uno, senza fare il nome, mi ha detto io non lo faccio vaccino. Basta. Ma non è un problema di AstraZeneca, Pfizer. Non se lo fanno, c'è un conto, ma posso dire, la definirei fisiologica, per fare il 95% dei vaccinati, il 5%, nessuno fa 100% al mondo, nessuno. Faremmo firma a avere solo il 5% di abbandoni, perché considerate che l'immunità di gregge con i RNA messaggeri è del 65%, quindi non sopra, di più. Posto. Grazie ragazzi. Allora grazie. Tanto puoi fare 3 iniziali e l'ultima finale ogni volta. Se posso abusare. Perché sai perché? Perché da quando noi diciamo la testata, è la sua testata che te lo dice 2 volte così. Se posso abusare della sua pazienza. Sa qua apposta. Siccome ha sollevato questo tema dell'OMS, che in effetti non è soltanto un chiacchiericcio, perché c'è un'indagine della magistratura che vede i vertici dell'OMS indagati. Allora, il gruppo parlamentare della Lega dice che sosterrà una commissione d'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico da parte dell'OMS e del Ministero della Salute, su ritardi e omissioni che riguardano questa vicenda. Personalmente lei vedrebbe bene una commissione d'inchiesta su questa partita? Ma sta tutto il giorno a casa dal titolo. Ma sì, perché allora il cittadino di cosa ha diritto? Chiarezza. E penso che la verità sia fondamentale. Noi in amore della verità facciamo un punto stampa grazie alla vostra partecipazione tutti i giorni, no? Proprio perché è nato questo punto stampa per dire, vi ricordate da dove si partiva? Da Wuhan che non dava i dati, vi ricordate la storia? E noi abbiamo detto subito, noi non vogliamo fare cose con i veneti, succeda quel che succeda, e sapete quanti mi hanno detto non fare il punto stampa, se poi ci saranno morti, cosa vai a dire? Questi erano i consigli che mi davano. Invece noi siamo venuti qua e siamo ancora qua. E rispondiamo a tutto, anche a Tosato. Grazie. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima volta. Buon lavoro. È terminata dunque la conferenza stampa del presidente Zaia, che ha dato il bollettino della giornata. Tra qualche istante lo vediamo insieme con i dati appunto aggiornati ad oggi sui contagi e sulla situazione negli ospedali del Veneto, situazione che è in miglioramento, ha detto il governatore, rispetto all'algoritmo, al famoso algoritmo con le proiezioni della situazione in Veneto stiamo scendendo, anche se continua in qualche modo a preoccupare la situazione delle terapie intensive, che continuano a scendere ma meno velocemente rispetto a quanto si spererebbe. Allora intanto diamo proprio un'occhiata, sono riuscita a recuperare il report di Azienda Zero con gli ultimi dati aggiornati ad oggi. Sono 578 nelle ultime ore rispetto al bollettino di ieri pomeriggio i nuovi positivi in Veneto. Complessivamente si registrano 906 nuove positività nella nostra regione, con un'incidenza rispetto al numero di tamponi molecolari e rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore pari al 2,5%. Per quanto riguarda, come detto, la situazione negli ospedali, complessivamente in Veneto attualmente ci sono 1870 pazienti ricoverati per Covid, 80 in meno
meno rispetto al bollettino di ieri mattina, quindi nelle ultime 24 ore si registrano 80 ricoveri in meno, suddivisi così: 1609 in area non critica con 75 pazienti in meno e 261 ricoverati in terapia intensiva per Covid con 5 pazienti in meno. 23 invece i decessi purtroppo ancora registrati in Veneto, sempre nelle 24 ore. Sul fronte vaccinale ha detto: continuiamo a vaccinare, sono 22.222 le persone vaccinate nelle 24 ore in Veneto. Siamo, ha detto, un esercito senza munizioni. Perché? Perché la macchina è ben rodata, il personale c'è, però mancano le munizioni, ovvero mancano i vaccini. È stato dato anche un dato che era stato richiesto nei giorni scorsi, ovvero quello dei cittadini che non vogliono vaccinarsi. Ebbene, il 5%, ha detto Zaia, degli over 80 ha dichiarato di non volersi vaccinare, non tanto con AstraZeneca o altri vaccini, ma proprio intende non sottoporsi alla vaccinazioni con qualsiasi siero. Sul fronte fasce d'età, sapete che si concluderà, l'intenzione è quella di concludere nel fine settimana la vaccinazione per gli over 80 con il Vax Day tra sabato e domenica. Il 60% dei cittadini della fascia 70-79 anni hanno ricevuto almeno una dose e quindi si sta aggredendo anche questa fascia d'età. Dopodiché, ha spiegato il governatore, si scenderà e si passerà dunque alla fascia 69-60 anni. La settimana prossima, ha annunciato Zaia, verrà dato un calendario di vaccinazioni per tutta la popolazione dei veneti, quindi fino ai 16 anni. Si tratta di una proiezione, ha sottolineato subito Zaia, quindi non sarà un calendario definitivo, quindi bisognerà un attimo analizzarlo con attenzione, perché naturalmente è stato fatto in base a quelle che sono le proiezioni sull'arrivo di forniture che sono state annunciate dal commissario Figliuolo, ma anche in base a quelle che sono state gli arrivi di dosi di vaccino in questi primi mesi di campagna vaccinale. Quindi la settimana prossima capiranno i cittadini veneti quando, così in linea indicativa, verranno vaccinati. Questa insomma è la situazione. Ha poi parlato anche delle riaperture che dovranno essere fatte naturalmente mantenendo le misure di sicurezza, quindi tutte quelle che sono ormai le misure che abbiamo imparato a conoscere, dall'uso della mascherina alle misure al distanziamento sociale, però appunto la volontà è quella di riaprire, ha detto già Zaia, dal 1° maggio, tenendo conto che il decreto in questo momento in atto scadrà a fine mese. Dal 1° maggio dobbiamo aspettarci delle novità. Queste dunque in sintesi i temi affrontati dal Presidente Zaia. Adesso io mi fermerei per una pausa pubblicitaria, prima naturalmente il meteo e poi torniamo in diretta con alcuni aggiornamenti importanti di cronaca tra poco. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, clima ancora un po' freddo ma con valori termici in ripresa. Vediamo la grafica di venerdì 16 aprile. Sul Veneto sarà possibile qualche locale nebbia nella pianura nelle primissime ore del mattino. Per il resto la situazione sarà del tutto tranquilla, soleggiato con ampi spazi di sereno, solo con qualche annuvolamento innocuo, ma senza piogge degne di nota. Temperature come detto in lieve aumento, minime comprese tra 1 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece sui 12-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo soleggiato, qualche nuvola in più a partire dal pomeriggio ma senza ulteriori conseguenze.
Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime infine sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Rieccoci in diretta, vi avevo detto prima della pubblicità alcuni aggiornamenti di cronaca a partire da quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia, perché 2 persone risultano disperse dopo essere state probabilmente travolte da una valanga che si è staccata questa mattina dallo IOF di Montasio nel versante nord-est tra Malborghetto, Valbruna e Chiusaforte. Siamo in provincia di Udine ad una quota di circa 2000 metri. La zona è sorvolata in queste ore da 3 elicotteri della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A terra invece sono impegnate le squadre del soccorso alpino speleologico del Friuli Venezia Giulia, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. A lanciare l'allarme è stato un terzo escursionista che è stato sfiorato dalla massa di neve. E poi ci spostiamo nel Veronese, torniamo dunque in Veneto, dove un operatore sociosanitario di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico e abusi in danno di soggetti inermi a lui affidati per motivi di lavoro. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dalla GIP Giuliana Franciosi su richiesta del pubblico ministero Federica Ormanni. La polizia postale è risalita all'uomo negli sviluppi di un'inchiesta sulla pedopornografia della Procura della Repubblica di Milano. Nel PC dell'operatore sociosanitario sono stati trovati oltre 1600 file con immagini di abusi a minori. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe approfittato della sua professione filmando una giovane paziente in condizioni di inferiorità psichica e fisica mentre abusava di lei, situazioni che per il magistrato, come anche riportato dalla stampa locale, costituisce un evidente aggravante. Questi abusi sarebbero stati compiuti tra marzo e maggio del 2018 in una struttura del Veronese, dove la ragazza appunto era ricoverata. Per quest'ultimo reato procede la Procura dei minori di Venezia. E poi restiamo in Veneto, andiamo però nel Veneziano, dove il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro 1500 litri di gasolio agevolato per autotrazione nel comune di Chioggia. Nell'ambito dei controlli effettuati nella zona, i militari hanno fermato un furgone con cassone esterno carico di pallet in legno che aveva un assetto anomalo, probabilmente a causa di un peso illogicamente troppo elevato, e all'interno del vano di carico è stata scoperta una cisterna in acciaio della capacità di 1500 litri, abilmente occultata sotto il carico di pallet, cisterna che appunto conteneva il gasolio. Questi gli aggiornamenti di cronaca. E poi è stato risolto il mistero dell'intossicazione alla scuola media Vivaldi a Padova. Un alunno si è confidato con i professori e ha ammesso di aver spruzzato lo spray al peperoncino. Alla fine ha confessato, ha ammesso di aver spruzzato dello spray al peperoncino nei bagni della scuola. Svelata la causa dell'intossicazione degli alunni di una classe seconda della scuola media Vivaldi di Padova. Un alunno di una classe diversa lunedì mattina ha portato con sé una bomboletta di spray urticante e l'ha utilizzata nel bagno del plesso scolastico. Le finestre aperte, secondo le disposizioni anti-Covid, hanno favorito la diffusione del fortissimo odore acre che in pochi minuti ha invaso l'aula magna dove il gruppo di alunni stava svolgendo la lezione. 8 intossicati con bruciore a gola e occhi e nausea. I professori, su suggerimento della preside, hanno subito avviato un dialogo con tutti gli studenti, spiegando la gravità del gesto che aveva fatto mobilitare ambulanze impegnate nell'emergenza sanitaria, carabinieri e tecnici comunali, e così alla fine il responsabile è uscito allo scoperto. Ora la dirigente scolastica ha convocato un consiglio di istituto per ascoltare l'alunno e i suoi genitori. Il ragazzo rischia un provvedimento di sospensione superiore ai 15 giorni. La preside però spiega che la punizione sarà accompagnata da un percorso di sostegno. Noi come scuola organizzeremo vari momenti in cui il ragazzino potrà essere presente a scuola per qualche ora,
noi proporremo questo alla famiglia. Chiaramente questa è una proposta della scuola, supportati anche da associazioni presenti sul territorio. Nel frattempo la classe coinvolta resta in isolamento, visto che durante i controlli in ospedale sono stati effettuati anche i tamponi e un alunno è risultato positivo. Gli screening successivi hanno fatto emergere altri 2 casi di positività al Covid. E questo dunque è anche l'ulteriore aggiornamento di cronaca dal Padovano. Abbiamo parlato della chiusura, del completamento, diciamo così, delle vaccinazioni per gli over 80. In questo fine settimana in Veneto tutte le ULSS del Veneto puntano appunto a chiudere le vaccinazioni per questa fascia di età particolarmente delicata. E allora vediamo come l'ULSS di Padova stia facendo i conti con il mancato assalto degli over 75 dall'altro e la preparazione dei 2 giorni di accesso libero, come detto, per gli over 80. L'appello è stato rilanciato sulle varie piattaforme e dalle varie istituzioni, 5.300 posti per gli over 75. Dubbi sul vaccino AstraZeneca che viene offerto e impossibilità, di fatto l'attesa corsa a proteggersi contro il terribile virus da parte di una fetta di popolazione considerata ad alto rischio non c'è stata. Le prenotazioni restano aperte, il tam tam sulla necessità di vaccinarsi rimbalza nelle varie sedi, tanto che si era diffusa la notizia dell'esistenza di un SMS in cui i medici di base invitavano addirittura gli over 60 a presentarsi senza prenotazione. Notizia infondata, precisano i vertici dell'ULSS 6. Nel frattempo la macchina organizzativa è a pieno regime in vista della 2 giorni, sabato e domenica, dove in 5 centri vaccinali della provincia con orari prestabiliti la vaccinazione per gli over 80 sarà ad accesso diretto, senza prenotazione, negli orari visibili in questo schema riassuntivo. La prenotazione online per gli over 80 che ancora non hanno ricevuto il vaccino resta la strada migliore, soprattutto per evitare file o attese. L'accesso libero è un'ulteriore possibilità. A completare il quadro, entro martedì saranno vaccinati al loro domicilio, questa volta dai medici di base, 3.700 pazienti over 80 che non si possono muovere. E dunque questo il punto per quanto riguarda l'ULSS 6 di Padova, ma si procede insomma parallelamente nello stesso modo anche nelle altre ULSS del Veneto, proprio per chiudere questa partita degli over 80, una fascia che soprattutto nella prima ondata è stata particolarmente aggredita e colpita dal virus. Allora partiamo proprio da qui, partiamo dai pazienti che sono stati colpiti dal Covid-19 e che una volta usciti dall'incubo della malattia, dei sintomi, del ricovero, hanno ripreso una vita normale, anche se ora capiremo che gli strascichi, le conseguenze che il Covid fa sul fisico, ma anche dal punto di vista psicologico, sono molto, molto forti. Cercheremo di capirne di più insieme ai miei 2 ospiti, che ringrazio per essere con noi. Il dottor Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento Riabilitazione dell'USL 2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, grazie. E buongiorno anche al dottor Sergio Cassella, psicologo dell'USL 2. Buongiorno e benvenuto anche lei, dottore. Buongiorno. Grazie ad entrambi. Noi conosciamo, ormai abbiamo imparato a conoscere quelli che sono i sintomi della malattia, anche se comunque abbiamo capito come si manifesti da soggetto a soggetto in modalità diverse, più o meno gravi. Poco però forse si sa di quelli che sono le conseguenze sul corpo e sulla mente dovute al Covid-19. Allora inizio da lei, dottore Gugelmetto, per capire quali sono le maggiori conseguenze che voi state rilevando con i pazienti al momento in fase di riabilitazione lasciati dalla malattia? A livello, con lei naturalmente a livello fisico e poi con il dottor Cassella capiremo anche a livello psicologico. Sì, i sintomi diciamo che sono abbastanza vari, sono abbastanza diversi tra di loro, del resto sappiamo anche che questo è un virus che può colpire diversi organi e apparati. Principalmente sappiamo che i sintomi, la malattia si risolve solitamente entro circa 4-6 settimane dall'inizio della fase acuta, però c'è una certa percentuale di persone che continua a fare i conti con alcuni sintomi, dopo anche
3 mesi e ben oltre. Per lo più si tratta ancora di disturbi respiratori, quindi difficoltà in qualche modo legate all'apparato respiratorio, però anche estrema debolezza muscolare, estrema faticabilità, oltre anche a dolori però diffusi e in alcuni casi febbricola, e non dimentichiamo poi anche tutte le problematiche a livello di difficoltà di attenzione, memoria, concentrazione, che in qualche modo interferiscono poi anche con le attività di vita quotidiana. E è chiaro che poi dopo la gravità con cui questi sintomi incidono sulla vita delle persone dipende da come questi sintomi si combinano tra di loro, perché lo spettro è veramente molto ampio, e poi anche dipende da quelle che erano le abitudini e il tipo di vita che la persona conduce al momento poi dopo in cui contrae l'infezione, e quindi poi quando deve ritornare ai suoi schemi di vita e al suo ambiente di vita. Dottore, mi viene da chiederle se la gravità di questi sintomi è tanto alta, tanto grave quanto è stata grave la malattia, cioè se la malattia si è manifestata in forme gravi portando il paziente in ospedale o ancora peggio in terapia o subintensiva o intensiva, anche i sintomi che poi avrà successivamente una volta tra virgolette guarito, cioè negativizzato, sono più forti. Diciamo che le persone che hanno avuto un ricovero più complesso, più protratto, anche magari in reparti in cui sono state prestate cure a maggiore intensità, quindi appunto le terapie semi-intensive e intensive, hanno più probabilità poi di dover fare i conti a lungo con la fase di recupero. Diciamo però che gli studi scientifici, e poi anche è quello che stiamo osservando noi, diciamo che correlano di più il rischio di avere uno strascico poi prolungato successivo un po' con l'età, un po' con il numero di sintomi manifestati, più che la gravità della fase acuta. Quindi più sintomi si manifestano all'esordio della malattia, più facilmente la persona dovrà fare i conti a lungo successivamente, e poi anche con l'indice di massa corporea, quindi con l'eccesso di peso. Questi sono i fattori che correlano di più. Quindi possiamo dire che in qualche modo lo stile di vita che si aveva prima della malattia può aiutare anche nel post malattia, cioè se uno aveva una vita tutto sommato regolare, quindi magari uno sportivo, una dieta equilibrata eccetera, poi il fisico ha saputo anche reagire meglio magari alla malattia, ma anche nel post Covid? Decisamente sì, e diciamo anche che questo vale per tutte le malattie, per qualunque modello di malattia, nel senso che ognuno di noi ha delle capacità di guarigione e di recupero. Più con le nostre abitudini, i nostri stili di vita preserviamo queste capacità, più diamo al nostro fisico la possibilità di far fronte all'infezione e poi anche di recuperare velocemente. E sappiamo che i capisaldi fondamentali sono l'alimentazione, il sonno e anche poi l'esercizio fisico, quindi avere buone abitudini in questi ambiti sicuramente dà un vantaggio. Bisogna dire comunque che fin dalla prima ondata ci siamo resi conto che sono state in qualche modo trascinati in questa malattia e poi nelle conseguenze successive anche persone che all'apparenza avevano comunque abitudini buone e erano in buona salute. Sicuramente però da un punto di vista statistico, da un punto di vista probabilità, buone abitudini di vita, buoni stili di vita che riguardano gli ambiti di cui parlavo prima, sicuramente assolutamente facilitano, anche perché il fisico ha più energie a disposizione proprio per recuperare e per ritornare ai livelli di prima. Da quello che emerge sembra che i sintomi che vengono avvertiti dai pazienti si siano in qualche modo modificati rispetto alla prima ondata e dall'esperienza che state facendo voi ora emerge questo e emerge quindi anche una differenza dei sintomi nel post malattia. Sono cambiate le modalità con cui il virus si manifesta e anche poi quello che lascia una volta passato? Le tre, diciamo così, ondate che abbiamo osservato fino ad ora hanno avuto un po' di differenza le une dalle altre.
Una cosa che abbiamo osservato in questa terza ondata è stata in parte l'abbassamento dell'età media e forse un maggior coinvolgimento più prolungato a livello respiratorio di questi pazienti. Ci sono delle osservazioni comunque per cui nell'ultimo periodo si sono osservati magari più sintomi, per esempio a livello gastrointestinale, si può leggere, però ecco, ricordiamo sempre che è un virus che ha come manifestazione principale la polmonite, però non dimentichiamo l'interessamento che può dare anche a livello cardiaco, a livello neurologico, a livello gastrointestinale, cioè può avere comunque sempre uno spettro ampio di manifestazioni. Poi in base anche all'ambito dove si va in qualche modo a fare l'osservazione, si possono notare delle differenze in termini e di in qualche modo prevalenza di certi sintomi rispetto ad altri e anche poi dell'età media dei pazienti. Lei ha parlato di abbassamento dell'età dei pazienti, mediamente, quindi di che età parliamo, dottore? A seconda di dove andiamo sempre a mettere l'occhio, in quest'ultima fase siamo intorno a un'età media sui 70 anni, qualcosa di più da quello che ho potuto vedere nei reparti di cui ci occupiamo. Allora adesso entreremo anche nel merito proprio di questo programma di riabilitazione che vi vede coinvolti. Abbiamo però fatto il focus su quelle che sono le conseguenze dal punto di vista fisico. Con il dottor Cassella vorrei capire invece che cosa manifestano dal punto di vista psicologico i pazienti che hanno avuto il Covid. Sì, ecco, mi riaggancio un po' a quello che ha anticipato il collega nella risposta precedente, così evidenziando il fatto che all'esperienza e alle condizioni di Covid ogni persona può arrivarci in un modo diverso. Quindi quello che noi chiamiamo fattore di resilienza è diventato un termine oggi abbastanza diffuso e anche riconosciuto, che viene usato anche con una certa frequenza. Ecco, a questa condizione, diciamo, questo fattore di resilienza è in qualche modo messo in gioco in modo diverso dalle persone. Quindi noi così individuiamo in generale, non solo per la pandemia, ma in generale in tutti i fenomeni che riguardano lo stress, dei fattori predisponenti e dei fattori precipitanti. Nei fattori predisponenti è chiaro che c'è una vulnerabilità che cambia da persona a persona, e nei fattori precipitanti invece ci sono quelle condizioni poi Abbiamo un problema ecco, c'è andata. No, dobbiamo ripristinare un attimo il collegamento con il dottor Cassella. Eccolo qui. È ritornato, dottore? Sì. Perfetto, può pure continuare, grazie. No. Niente, allora cerchiamo di ripristinare il collegamento con il dottor Cassella per riprendere questa parte di riabilitazione e di problematiche psicologiche legate alla malattia. Torno allora da lei, dottor Gugelmetto, per capire in questo programma di riabilitazione che vi vede in prima linea quanti pazienti sono coinvolti, l'età, insomma il target, ecco, dei pazienti che state in questo momento seguendo. Sì, dunque teniamo presente che il nostro programma, cioè il nostro intervento a livello riabilitativo si svolge sia in ospedale che nel dopo ricovero. Quindi ecco, i numeri variano a seconda anche qui dove andiamo a guardare, perché soprattutto a livello ospedaliero siamo presenti già quando i pazienti sono ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie semi-intensive. Quindi se consideriamo per esempio la terapia intensiva generale di Treviso, fino ad ora, dall'inizio della pandemia, sono transitati in quel reparto circa 280 pazienti e sono stati tutti quanti presi in carico e trattati da un fisioterapista, anche perché avevamo un progetto preesistente al Covid, che era iniziato alcuni mesi prima del Covid, in cui era previsto che un fisioterapista fosse dedicato a tempo pieno alla recritica, quindi ai reparti di terapia intensiva. Poi con lo scoppio del Covid
in tutte le rianimazioni dell'US2 sono arrivati i fisioterapisti, quindi siamo presenti in tutte le rianimazioni e quindi i pazienti ricevono un trattamento riabilitativo, così come lo ricevono nei reparti di terapia semi-intensiva e laddove è indicato poi anche veramente nei reparti di malattie infettive e laddove i pazienti Covid vengono ricoverati. Poi, fin dalla prima ondata, si sono attivati vari programmi di trattamento per il post-ricovero, perché ci si è resi conto fin da subito che in alcuni casi le cose non si risolvevano nell'arco delle solite 4-6 settimane. Ricordiamo che ci sono altre malattie virali che conosciamo bene, che hanno comunque una coda, uno strascico. Sicuramente il Covid ci ha abituato a vedere delle cose un pochino più articolate, un pochino più complesse. Teniamo conto quindi che ci sono diversi programmi di riabilitazione nel territorio dell'US2 che sono dedicati e destinati a questi pazienti. Per esempio, nel distretto di Pieve di Soligo c'è un programma che si chiama Home Covid Rehabilitation, che è un programma di telemedicina, teleriabilitazione che si svolge però soltanto per via telefonica e che sta dando degli ottimi risultati e ha preso in carico, mi sembra, credo oltre 200 persone fino ad ora. Nel territorio di Treviso e di Asolo abbiamo fatto partire un progetto recentemente, partito da pochi giorni relativamente, che in qualche modo parte dall'esperienza accumulate fino ad ora e che vuole integrare un po' tutte le possibilità di dare risposta a questi pazienti, sia a livello ambulatoriale ma anche e soprattutto a livello domiciliare, anche con la teleriabilitazione, cercando però di andare un pochino oltre all'aspetto soltanto telefonico, cercando di fare più ricorso all'aspetto informatico e anche alla tecnologia. Fino ad ora, da quando siamo partiti, grosso modo abbiamo preso in carico circa 50 e 60 pazienti, alcuni li abbiamo già in qualche modo terminati, quindi hanno terminato già il loro percorso e quindi questo è il numero delle persone che abbiamo in carico con questo progetto specificamente tra i due distretti e devo dire che stanno aumentando abbastanza rapidamente. Allora, torno dal dottor Cassella perché stavamo cercando di capire quelle che sono le conseguenze del Covid dal punto di vista psicologico. Prego, dottore. Sì, ecco, riprendo un po' nella rappresentazione quindi delle conseguenze psicologiche, individuando anche dei fattori di soggettività. Quindi, come si diceva prima, ci sono dei fattori di vulnerabilità che sono complessi, quindi la storia personale, anche precedenti malattie, quindi anche il rapporto con la malattia determinato da condizioni precedenti già verificate, e da un altro punto di vista abbiamo detto è importante anche ciò che materialmente diciamo oggettivamente nella realtà è accaduto, quindi tutto ciò che concerne la condizione di malattia, sia dalla fase dall'infezione fino dopo il ricovero ospedaliero, l'esperienza del ricovero e la dimissione. Ecco, tra diciamo le proprie vulnerabilità, quelle predisponenti, cioè quelle situazioni che in qualche modo ci rendono più o meno vulnerabili a determinate cose, e le condizioni poi che noi chiamiamo precipitanti, quindi che mettono alla prova tutta la nostra capacità di fronteggiare le situazioni di difficoltà, ecco lì ci sono i cosiddetti fattori intervenienti, cioè quindi non c'è una meccanica per cui in base alla vulnerabilità e in base al rischio, al pericolo reale si determinano situazioni meccaniche, come dire, non soggette a quello che può essere la scelta, le decisioni, le emozioni della persona, quindi anche i suoi valori, anche il suo stile di vita, come è stato detto precedentemente. Quindi ecco, diventa questo nucleo di fattori intervenienti, diventano le risorse a cui la persona può attingere
per fronteggiare lo stress. Ecco, lo stress, anche questa è diventata una parola chiave di questo periodo, e anche noi distinguiamo tra la prima e la seconda fase, poi c'è stata anche una terza fase, ma comunque distinguiamo tra due fenomeni diversi. Cioè, lo stress determinato nella prima fase è stato uno stress massivo, quindi molto intenso nella sua manifestazione. Lo stress che si è determinato nella seconda fase è uno stress più prolungato nel tempo, quindi che non solo ha coinvolto le singole persone che si sono ammalate, ma ovviamente anche tutti coloro che hanno dovuto dare un aiuto ed un ausilio. Finché erano in ospedale, diciamo così, lo stress vicario, come viene chiamato, poteva essere quello del personale sanitario che ha assistito a queste persone. Quando sono rientrati in famiglia, questo stress vicario è diventato quello dei caregiver. Ovviamente le famiglie hanno sofferto anche nelle fasi di ricovero dei propri familiari, molto spesso in fase di isolamento, ci sono stati anche dei decessi, e quindi con una condizione anche drammatica in cui soprattutto nella prima fase si sono determinate condizioni di lutto in cui i familiari non hanno potuto comunicare e comunque comunicare tra di loro, essendo in una condizione di totale isolamento, ovviamente per motivi di sicurezza sanitaria. Ecco, quali sono le conseguenze di carattere generale che noi abbiamo registrato? Sicuramente c'è, questo in generale, sicuramente c'è un novero di molte reazioni differenziate tra di loro, e possiamo differenziare queste reazioni tra chi ha avuto un'esperienza diretta di malattia e chi invece chi anche è stato coinvolto in questa malattia, essendo familiari, condizioni di lockdown, e comunque uno stress permanente del fatto che in famiglia si adottano delle strategie di autoprotezione, quindi entrando in determinate situazioni che producono stress anche anche nelle condizioni in cui la malattia non si manifesta ma rimane un potenziale. Ecco, poi c'è un secondo gruppo di reazioni che noi registriamo sul rapporto che le persone hanno, sia gli interessati che i familiari che i caregiver, nei confronti della malattia. Quindi un conto è l'esperienza, in questo caso il progetto prende in considerazione soprattutto quelli che hanno avuto un ricovero ospedaliero e quindi hanno avuto un'esperienza diretta. Però il progetto stesso prende in considerazione lo stress vicario, cioè quelle delle figure familiari una volta che è stato effettuato il rientro in famiglia, considerando anche le difficoltà che la famiglia ha nel momento in cui il proprio caro è ricoverato, in quanto ci sono delle preoccupazioni, ci possono essere molte cose che anche i legami stessi, che in qualche modo vengono messi a dura prova nelle situazioni di distanziamento e di isolamento. È importante perché è un recupero che quindi non si concentra solo sulla figura della persona malata, ma anche su chi gli è stato a fianco, o meglio è stato distante, perché sappiamo che non si può entrare in ospedale nella fase più acuta della malattia, ma che ora dovrà assisterlo sapendo di quelle che sono le ripercussioni dal punto di vista fisico, come ha spiegato il dottor Gugelmetto, e dal punto di vista anche psicologico. Quindi è un recupero dell'intero nucleo familiare, dottor Cassella. Sì, esatto, anche perché l'abbiamo sperimentato noi stessi. Io ho visto anche le varie comunicazioni che tra WhatsApp, tra i social e i media sono passati, che abbiamo capito quanto importanti sono le relazioni, e quindi quando lo stato di benessere trova anche una sua incidenza nella qualità e nella quantità delle relazioni che abbiamo. Cioè è chiaro che in uno stato di isolamento anche la percezione del dolore e la sofferenza diventa maggiore, dove si legano anche condizioni di isolamento con condizioni fisiche di dolore, di sofferenza fisica. Quindi questa esperienza collettiva è stata detta più volte, dico anche un po' una banalità, è legata anche al fatto di sapere che avere vicino, avere a fianco delle persone, essere a contatto con delle persone, essere amati, direbbe
qualcuno, è fondamentale, è importante per il nostro stato di benessere. Dico amore, ma può essere tutti i sentimenti positivi, dalla fiducia all'affetto, a ciò che in qualche modo diventa per noi importante. Quindi sono importanti gli amici, sono importanti i parenti, sono importanti anche i vicini di casa, insomma tutte le persone, oltre che la famiglia, cioè quindi tutte quelle persone che in qualche modo costituiscono i nostri legami, il nostro tessuto sociale, ma che sono fondamentali, perché anzi in questo momento noi guardiamo anche certe situazioni, come può essere la tendenza a isolarsi, quindi un ritiro psicologico che noi chiamiamo strategia di evitamento, lo guardiamo proprio come vero e proprio sintomo, cioè di persone che guardano agli altri con timore, cioè come cercando anche una messa in sicurezza, meccanismi di autoprotezione, cercando un distanziamento sociale o un evitamento sociale, ma sappiamo che questo evitamento è una forma di sofferenza che va ad aggiungersi alle altre. Ecco, quindi il progetto per questo motivo prende in considerazione tutti i fattori. Ecco, i fattori poi individuali, personali, soggettivi hanno una serie di sintomi, dei grappoli primari che sono la non capacità di concentrazione, a volte la perdita di sonno, quindi l'insonnia, e poi ci possono essere tante altre, diciamo, alterazioni dello stile di vita, delle abitudini, che possono andare dal disturbo alimentare di chi in qualche modo per bulimia o per diciamo così anoressia procede a un'alterazione del proprio stile alimentare, ma poi ci possono essere tanti altri fenomeni. Ecco, chi ha subito dei lutti o dove ci sono stati dei lutti o dove ci sono delle forme di ansia molto acute, possiamo avere episodi di depressione. Ecco, però anche qui dipende molto la persona come reagisce alla condizione di malattie. Allora, abbiamo anche... Dottore, devo interromperla perché ho la pausa pubblicitaria, però poi vorrei tornare ad approfondire questo tema che è molto importante per capire esattamente che cosa succede nel paziente Covid, ma anche per capire come l'esperienza ospedaliera incida nella ripresa dal punto di vista psicologico. Ci fermiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta. Restate con noi a tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo parlando con il dottor Gugelmetto e con il dottor Cassella dell'USL 2 del recupero dei pazienti che hanno affrontato il Covid. Dottor Cassella, ci stava illustrando quelle che sono le conseguenze dal punto di vista psicologico. Io quello che volevo chiederle era che cosa rimane nel paziente dell'esperienza ospedaliera. Pensiamo alla realtà della malattia del reparto subintensivo. Spesso ai pazienti viene applicato il cosiddetto casco, lo chiamiamo così in forma molto semplice, e anche dai racconti che ci arrivano da pazienti che noi abbiamo intervistato, molti riportano il suono continuo che emette questo macchinario e che rimane impresso e che accompagna quella che è la quotidianità nel reparto. Di queste esperienze, perché poi nei reparti di terapia intensiva il paziente passa gran parte del suo tempo sedato, cosa resta nella fase di recupero poi? Ecco, qui diventa importante considerare anche altri fattori, nel senso che così dipende intanto dal fatto che se il ricovero ospedaliero di per sé, questa in linea generale è un'interruzione che le persone hanno delle proprie abitudini di vita quotidiana, quindi il proprio stile di vita viene totalmente alterato, i rituali che in qualche modo possono essere diciamo costitutivi dell'identità della persona vengono interrotti. Ecco, nelle esperienze più diciamo intense appunto dei reparti che ha citato lei, è chiaro che nel momento in cui uno viene dimesso, quell'esperienza ha un valore nella misura in cui il problema è stato superato. E quindi si va a un recupero relativamente veloce. Là dove invece il recupero non risulta veloce,
è chiaro che assume un'altra dimensione, cioè quindi il ritorno alla cosiddetta normalità, alla degenza, ritrova alterati tutti quelli che sono i fattori che prima rendevano la vita della persona adeguata al proprio stile di vita, alla propria identità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a uno stress acuto a cui è legato comunque in ogni caso l'esperienza di ricovero, si aggiunge, se non è stata elaborata, uno stress prolungato dopo il rientro. Ecco, per questo motivo, diciamo così, anche la persona che può avere ansia, preoccupazioni, vissuti depressivi sul fatto che l'accadimento, cioè lo stato di malattia, ha comunque inciso negativamente sull'umore, nella misura in cui il tempo passa e la persona non vede miglioramenti immediati, tende un po' a rafforzare queste emozioni negative. Ecco, laddove c'è un ricordo prevalente al momento legato ai giorni del ricovero, soprattutto a questi dettagli importanti, è chiaro che l'elaborazione dello stress non è stato definitivo. Cioè uno dei criteri per individuare, uno dei fattori che consentono di diagnosticare il disturbo da stress post-traumatico è proprio il fatto che la mente, il pensiero torna costantemente a degli episodi, a delle immagini, a dei suoni, anche a delle sensazioni corporee, insomma a qualche cosa che fa ritornare la mente sempre sullo stesso episodio, sulla stessa esperienza. Ecco, e quindi anche qui, quando ne parliamo di trattamento psicologico, una volta se si sono individuati quei fattori di fissità quasi ossessivi che accompagnano determinate esperienze che non si risolvono, è chiaro che occorre andare verso un debriefing, uno scaricamento di tutte quelle tensioni che sono rimaste incapsulate. Ecco, abbiamo parlato di depressione, ma a volte la reazione può essere anche di rabbia, di irascibilità, di una situazione quasi di intolleranza, perché l'esperienza in queste persone diventa una sorta di tormento quotidiano, costante e continuo, in cui ritorna il pensiero e non può essere, e la mente, anche se l'emozione della persona non trova pace, non trova riposo. Quindi diventa importante scaricare attraverso le metodologie, i professionisti che lavorano in questo settore, a scaricare quelle tensioni, cioè trovare la modalità di rappresentarle e poi alla fine di riuscire a parlarne e nella fase conclusiva di ottenere anche un certo distacco, non dico atarassico come dicono i filosofi e i saggi, cioè di distacco totale dalla cosa, però in qualche modo qualche cosa che si può controllare, cioè per cui non diventa più invasivo e pervasivo. Ecco, il rientro in famiglia però non sempre ha portato dei ricordi totalmente negativi, cioè l'esperienza ospedaliera in qualche modo, lo abbiamo anche da alcune testimonianze, e anche a volte ha trovato un sollievo nell'accudimento, cioè di figure professionali che in qualche modo con umanità e con empatia hanno potuto accompagnare le persone. Quindi il fattore psicologico non è anche questo meccanico in riferimento a delle condizioni oggettive, reali, degli accadimenti che hanno fatto parte di quell'esperienza lì, sensoriali, ma riguardano anche magari altri momenti in cui si trova anche la possibilità di lasciare spazio al dialogo, all'incontro, anche a mettere in gioco parti di sé, magari con persone che ritrovano anche un orecchio attento, un ascolto e anche un accudimento competente che ha saputo magari stare vicino nei momenti peggiori. Quindi ci possono essere ricordi negativi assolutamente
comprensibile data l'esperienza tremenda poi che viene narrata di questa condizione in cui manca il respiro, c'è un soffocamento sostanzialmente, come essere soggetti a un'esperienza di soffocamento in cui non si riesce più a ritrovare anche la fiducia nel proprio corpo, anche a volte la capacità di reagire. Anche questo diventa uno dei fenomeni psicologici del fatto di sentirsi vulnerabile, in qualche modo di mantenere un timore, un'insicurezza anche in se stessi, proprio nella capacità di saper reagire alle situazioni. Certo. Dottor Gugelmetto, come avviene, abbiamo capito insomma il quadro completo che ci ha fatto il dottor Cassella dal punto di vista psicologico. Dottor Gugelmetto, volevo capire da lei come avviene, ci ha spiegato un attimo per quanto riguarda ad esempio il distretto di Pieve di Soligo come ci si sta muovendo, ma in generale questo progetto di affiancamento dei pazienti che stanno manifestando dei sintomi nella fase successiva alla malattia, come avviene il recupero dal punto di vista fisico per questi soggetti? Sì, dipende chiaramente dal bisogno, nel senso che il tutto parte con una valutazione medica che può essere fatta all'interno dell'ospedale finché i pazienti sono ancora ricoverati, oppure la facciamo ambulatorialmente e quando possibile invece la facciamo a domicilio. In questo progetto che abbiamo fatto partire su Treviso puntiamo molto sugli accessi domiciliari, cerchiamo di vedere il più possibile le persone nel loro ambiente di vita, perché è nel ritorno alla vita normale che le persone trovano la difficoltà e quindi è nell'ambiente di vita che dobbiamo cercare di capire quali possono essere le risorse e i facilitatori anche all'interno della famiglia, proprio nell'ottica di prendere in carico insieme globalmente il paziente e chi vive con lui e soprattutto nel suo ambiente, quindi capire quali possono essere i punti di forza. Quindi se la valutazione inizialmente avviene in ospedale, in un reparto ospedaliero, successivamente poi quando possibile facciamo un accesso a domicilio, iniziamo a fare una serie di accessi a domicilio. La valutazione iniziale è fondamentale per in qualche modo classificare il paziente. Quindi abbiamo due dimensioni. La prima, capire la complessità dei sintomi e che impatto questi sintomi hanno poi con la vita della persona. E il secondo aspetto invece riguarda la capacità di poter accedere e utilizzare tecnologie informatiche, perché appunto andiamo dalla semplice telefonata alla video, diciamo così, seduta di teleriabilitazione, fino a persone, siccome, ecco, prima ho detto l'età dei ricoverati è intorno ai 70 anni, l'età media dei pazienti invece che abbiamo preso in carico scende intorno ai 60 anni e appunto ma abbiamo persone anche comunque di 50 anni e anche qualcosa meno, persone che sono comunque possono avere una maggiore facilità a utilizzare tecnologie informatiche, quindi a loro chiediamo anche l'invio di dati durante la settimana, perché dopo la valutazione iniziale vengono insegnati degli esercizi da svolgere e anche dei piccoli test da autosomministrarsi per capire come stanno andando. E anche insegniamo loro a fare delle misurazioni, perché per noi è importante avere dei dati per prendere poi delle decisioni. Uno dei punti su cui insistiamo molto su questo progetto è di non avere in qualche modo un approccio rigido e uguale per tutti, ma lo cuciamo attorno alla composizione dei sintomi, alle problematiche che la persona ha in termini di autonomia, in termini di attività di vita quotidiana, e quindi andiamo a tagliare il percorso sulle esigenze specifiche della persona, per cui quando poi abbiamo insegnato gli esercizi, abbiamo insegnato a fare questi semplici test, la persona lavora di fatto durante la settimana in autonomia e ha un collegamento di teleriabilitazione una volta alla settimana. Quindi puntiamo molto sul rendere la persona soggetto attivo, soggetto consapevole, soggetto competente nel gestire la propria salute e nel gestire i propri sintomi, nell'attesa che avvenga il recupero. Quindi questo è il primo aspetto importante. Non ricevere passivamente la somministrazione di un trattamento da parte dall'esterno. Questo succede
quando la persona è ricoverata e quindi in qualche modo deve delegare completamente ad altri la propria salute. Ma quando una persona viene dimessa deve riappropriarsi della capacità di gestire la propria salute e la propria autonomia nella vita quotidiana e anche di gestire dei sintomi nel caso in cui questi dovessero essere in qualche modo presenti per tempi molto molto lunghi. Non dimentichiamo che si stima che circa un 4% delle persone che hanno in qualche modo sviluppato le polmoniti più aggressive porteranno delle conseguenze per tempi molto molto lunghi, se non addirittura permanenti. Adesso è presto per dirlo, perché chiaramente abbiamo un intervallo di osservazione breve da quando abbiamo cominciato a fare i conti con il Covid, però ci sono anche queste osservazioni. Quindi rendere la persona attiva all'interno del proprio ambiente di vita e insieme alle persone con cui vive. Altro punto fondamentale, come ho detto, la teleriabilitazione, per cui settimanalmente c'è un contatto con il fisioterapista che da un lato chiede alla persona come è andata, cioè per noi è importante partire dall'esperienza della persona durante la settimana, come si è trovata con gli esercizi, che difficoltà ha avuto e così via. E poi vede i dati, vede le misure che sono state fatte, quindi la frequenza cardiaca e la saturazione, la presenza di ossigeno nel sangue, in concomitanza con gli esercizi che sono stati assegnati. E poi lì si decide se le cose vanno bene, si procede, quindi magari si assegnano esercizi di maggior complessità, oppure se c'è qualcosa che non va e quindi è necessario rivedere degli esercizi o magari la persona non li ha capiti e quindi vengono insegnati nuovamente e così via. Quindi il contatto di telemedicina ci permette di vedere effettivamente come la persona svolge le attività che abbiamo assegnato, e se vediamo che c'è qualcosa che non va abbiamo la possibilità di in qualche modo assegnare subito un momento, che può essere al domicilio, può essere in ambulatorio, in cui ci rivediamo fisicamente e rifacciamo il punto della situazione. Quindi non andiamo a dire procurati un'impegnativa, prenotati la visita e ci rivediamo. Abbiamo la persona in carico, in tempi brevi possiamo risolvere facendo anche rete, perché un altro punto di questo progetto è in qualche modo fare una squadra allargata a sostegno del paziente, quindi con appunto lo psicologo come abbiamo visto, ma poi abbiamo anche la possibilità di ambulatori integrati con pneumologo, neurologo e gli specialisti che sono di volta in volta necessari, perché i sintomi possono riguardare effettivamente aspetti di autonomia, aspetti funzionali, ma possono anche essere legati appunto ai danni che alcuni organi, polmone, cuore e altri possono aver subito a seguito dell'infezione. Quindi, come dicevo, altro punto fondamentale, cerchiamo di agire il più possibile nell'ambiente di vita, quindi sul territorio. Ricordiamoci che ci sono alcune osservazioni che dicono che soprattutto i pazienti che hanno avuto ricoveri più prolungati, dopo la dimissione hanno una maggior probabilità di andare incontro a un nuovo ricovero ospedaliero. Quindi se noi riusciamo a intercettare queste situazioni e a riconoscere per tempo e a interagire prima con gli altri specialisti, forse riusciamo anche a ridurre questa possibilità di nuovi ricoveri. E quindi poi, dopo una serie di incontri di questo tipo e anche di rivalutazioni mediche, quando abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, la presa in carico termina. Come dicevo, abbiamo terminato già alcuni di questi progetti. Ecco, il nostro ruolo quindi è quello di aver messo in piedi questo progetto, questo contenitore, in modo tale che le persone possano trovare risposta al loro problema quando questo è presente, ovviamente, anche dopo la dimissione. Quindi come riabilitazione siamo presenti in ospedale e accompagniamo la persona, il paziente, poi a casa successivamente dopo il ricovero. Io vi ringrazio davvero tantissimo, dottor Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento Riabilitazione ULSS 2, il dottor Sergio Cassella, psicologo dell'ULSS 2, perché ci avete spiegato qualcosa in più di questo virus chiamato Covid. Grazie davvero ad entrambi e buon lavoro. Grazie ancora, a presto. Grazie, arrivederci. Adesso noi ci fermiamo invece per una pausa pubblicitaria e poi gli ultimi aggiornamenti di cronaca, tra pochissimo.
in diretta, mi collego subito con il nostro Christian Arboit, che oggi ha seguito la conferenza stampa in municipio Cassugana a Treviso, dove è stata presentata la figura del formatore alla legalità. Christian, buongiorno, spiegaci di che cosa si tratta e chi assumerà questo ruolo. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale e a guidare questa nuova sfida sarà il colonnello Salvatore Gibilis, comandante del nucleo informativo del comando provinciale dei carabinieri di Treviso, comandante provinciale a Rovigo e tanto altro. Gibilisco era andato in pensione il 21 gennaio scorso, aveva salutato i colleghi, i militari dell'Arma. Ora metterà a disposizione la sua esperienza, maturata anche nell'ambito dell'antimafia e non solo, metterà a disposizione questa esperienza al servizio del comune di Treviso. Terrà di fatto dei corsi ai dipendenti comunali, ai dirigenti, che non verteranno solamente sulle leggi antimafia, sulle varie normative pubbliche degli appalti e con tutto quello che ne concerne a livello amministrativo, ma terrà proprio delle lezioni pratiche, perché la mafia è sempre più subdola, utilizza metodi sempre più infingardi da un certo punto di vista e tra l'altro oggi più che mai, vista la crisi derivante dalla pandemia, la maggiore fragilità delle imprese, soprattutto le piccole imprese. Questo territorio, detto Gibilisco, non è più l'isola felice di un tempo. Non solo, il sindaco di Treviso ha detto proprio all'inizio della conferenza stampa: la mafia ha bussato alla porta del comune, ma fortunatamente ha trovato un muro. Il riferimento è alle recenti interdittive proprio per mafia, che sono poi state ratificate anche dalla prefettura, ma questa sera ovviamente nei nostri telegiornali ci saranno tutti i dettagli. Grazie davvero a Christian Arboit, buon lavoro, i dettagli come detto nell'edizione di questa sera dei nostri telegiornali. E adesso invece in collegamento telefonico dovremmo avere la nostra Daniela Sizzia, che ci racconta del sequestro di mascherine e gel igienizzante da parte della Guardia di Finanza di Treviso. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno anche ai telespettatori. C'è stato l'ennesimo sequestro da parte della Guardia di Finanza di mascherine e di gel igienizzante. Questa volta sono le Fiamme Gialle di Treviso che hanno sequestrato oltre 100.000 mascherine e 300 litri di gel igienizzanti messi in vendita in 3 catene della grande distribuzione, cioè in 3 centri commerciali della provincia di Treviso. I prodotti erano stati infatti messi nel commercio in violazione delle disposizioni del codice del consumo. Perché erano privi del contenuto minimo delle informazioni inerenti al nome o alla ragione sociale o anche alla sede del produttore, tutte specifiche che sono obbligatorie dalla normativa di settore. Importante perché l'intera filiera di produzione consente anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che possono essere utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute degli utenti finali. I titolari di queste attività ovviamente sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Treviso e per di più rischiano una sanzione amministrativa che può arrivare fino ad un massimo di 26.000 euro. Poi le Fiamme Gialle ovviamente continueranno a monitorare i centri commerciali, non solo, ma tutti i negozi che vendono questi dispositivi, ovviamente controlli a tappeto, lo hanno annunciato, ma soprattutto lanciano un appello ai clienti perché stiano attenti quando acquistano questi dispositivi, ricordiamo mascherine e gel igienizzante, che siano a norma di legge. Da sottolineare comunque che queste mascherine non erano mascherine nocive o comunque poco protettive, ma come è detto prima erano prive del contenuto minimo delle informazioni appunto inerenti al nome o alla ragione sociale. Per questi sono stati dunque denunciati. Questa dunque l'operazione della Guardia di Finanza. Da Treviso è tutto, la linea allo studio.
Grazie a Daniela Sizia, siamo in chiusura, prima però uno sguardo rapidissimo al sito del Corriere.it, si parla di zona gialla rafforzata dal 26 aprile, quindi anticipata la riapertura rispetto a quello che sarebbe la data di maggio nelle regioni con un basso contagio, ripresa di sport, spettacoli e ristoranti a cena all'aperto. Dal 26 aprile questa zona gialla rafforzata, sapete che è in corso la cabina di regia del governo, capiremo meglio le novità che emergeranno con le edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.